Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti dell'attualità, della politica e della cronaca. E come sempre partiamo dalla cronaca perché registriamo l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto, in particolare della provincia di Treviso. Un frontale tremendo questa mattina a Lugignano di Casale sul Sile, ma ci racconta tutto Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, un incidente davvero drammatico, quello che si è verificato intorno alle 8:50 in via Nuova Trevigiana a Lugignano di Casale sul Sile, come dicevi bene, uno scontro tra una Golf e una Fiat Tipo all'altezza di una curva. La dinamica è in corso di accertamento, nel senso che è probabile che la macchina che è invaso abbia allargato, diciamo, uscendo dalla curva, ma è tutto al vaglio di polizia stradale e polizia locale. A bordo dunque della Golf c'erano 4 persone, 2 donne adulte e 2 bambine, una di circa poco più di un anno, ci hanno detto. Non abbiamo ancora i dati precisi perché gli agenti della Polstrada stanno ancora lavorando. Ci hanno detto i testimoni, i primi soccorritori, una di circa un anno e qualcosa che comunque se l'è cavata con traumi di media gravità, e una bambina un pochino più grande, potremmo dire verso i 5-6 anni, che invece purtroppo è stata trasportata in condizioni molto gravi al Caponcello. È stata rianimata sul posto la bambina. Il primo a intervenire è stato un vigile del fuoco del comando di Venezia, che abita proprio lì di fronte. È intervenuto immediatamente perché una delle 2 auto, non quella con a bordo le bambine, ma l'altra, condotta da una donna che comunque è riuscita a uscire autonomamente dalla vettura, aveva preso fuoco. Il principio di incendio naturalmente aveva reso ancora più drammatica la situazione, perché i 2 veicoli erano molto vicini e se il fuoco avesse raggiunto anche l'altra macchina con a bordo i feriti sarebbe stata ovviamente una tragedia. Il vigile del fuoco ha estratto dall'abitacolo anche la bambina ferita gravemente. Tutte e 2 erano comunque legate ai seggiolini, ma è probabile che la bambina più grande stesse dormendo al momento dell'impatto, e questo ha fatto sì che l'impatto sia stato ancora più devastante, no? Perché naturalmente non ha avuto nessun tipo di possibilità di reazione all'urto. E l'attesa per terra ha iniziato le prime manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi. L'ambulanza del SUNT, è stato detto, è arrivata davvero in pochissimi istanti. La bambina è stata rianimata sul posto e portata al Caponcello, quindi adesso ci sono naturalmente tutte le attenzioni sono puntate sulle condizioni di questa bambina. Ricordiamo più che altro, Cristian, che questo è davvero l'ennesimo episodio di una strage in questo momento nella provincia di Treviso, davvero impressionante, perché io stessa sono al 3° incidente grave che vado a raccontare in una settimana, per cui sinceramente è incredibile come con conformazioni differenti, orari differenti, situazioni completamente differenti si sia ripreso in una provincia che purtroppo ha un'incidentalità storica che era andata abbattendosi negli ultimi anni, si stia riprendendo una situazione che è veramente inspiegabile se non in termini di velocità, di distrazione, non saprei cos'altro può esserci alle 8:50 del mattino, insomma. Assolutamente, Lina. Da Casale. Assolutamente, tra l'altro proprio nei giorni scorsi anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi ha evidenziato come l'incidentalità si stia riscontrando anche nelle terapie intensive e negli ospedali della Marca trevigiana, quindi le terapie intensive che sono impegnate anche per assistere tutti questi feriti gravi che arrivano dalle strade. Sicuramente un problema, Lina, che deve essere preso in mano anche dalle istituzioni a questo punto. Ma sicuramente noi abbiamo trattato questo tema più volte. Diciamo che ai tempi in cui l'attuale governatore Zaia era a capo della provincia di Treviso c'era stata una campagna molto forte per la sicurezza stradale, era il presidente delle rotatorie, no? Aveva cancellato una serie di incroci pericolosi, poi c'era stato tutto il tema della campagna anti-alcol che aveva messo ha destato molta impressione anche tra i ragazzi, eccetera.
Poi via via purtroppo, un po' perché le province sono state destituite di questi compiti, dei fondi per mettere in atto queste campagne eccetera, un po' perché probabilmente così si è calata un pochino l'attenzione su questi temi e registriamo purtroppo un ritorno molto importante che è dovuto in buona parte all'uso degli smartphone alla guida, perché lo sappiamo che la distrazione spesso e volentieri è dovuta a questo. E poi, guarda, ne parlavo proprio con un sindaco qualche giorno fa, si è fatto di tutto per appunto cancellare gli incroci pericolosi, per rettificare, come si dice in gergo tecnico, le curve, quindi smussare le curve, e adesso la gente muore sui rettilinei. Certo. Quindi sinceramente è il comportamento del singolo che va in qualche maniera così di nuovo raddrizzato, insomma, cioè è necessario che le persone si rendano conto che alla guida di un autoveicolo si può morire. Una questione culturale, non solo di opere pubbliche. Lina, grazie davvero, ovviamente tutti i dettagli nel corso del nostro telegiornale questa sera a partire dalle 19:30. Grazie alla collega Lina Paronetto, ma come diceva Lina è l'estate degli incidenti, ce ne sono davvero tanti. Uno si è registrato anche nel Vicentino ieri nella tarda serata, ma ci aggiorna la collega Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Cristian e ai telespettatori di Antenna 3. Sì, come dicevi tu, un incidente si è registrato nella serata di ieri alle 21 per l'esattezza. Causa probabilmente di questo incidente è stato la forte velocità. A perdere la vita è stato un uomo, un ragazzo di 35 anni, Paolo Spoladore, di Valliona, residente a Valliona. L'incidente è avvenuto invece a Sossano. L'uomo si stava dirigendo in sella alla sua Yamaha 1000 in direzione di Orgiano, quindi siamo nel Basso Vicentino. L'uomo ha perso il controllo della due ruote e si è schiantata contro il cancello di un'abitazione, non ha avuto nessuna possibilità di frenare o di fermarsi. Probabilmente sembra appunto la forte velocità, perché l'uomo è stato sbalzato diversi metri in avanti rispetto a dove poi si è fermata la moto. Quindi un'ennesima tragedia della strada che è avvenuta anche nel Vicentino. Ti ricordo tra l'altro a livello di incidenti nelle settimane scorse ce ne sono state tutta una serie che hanno visto invece coinvolto più o meno gravemente, l'ultimo molto grave, è morto il ragazzo a Tiene, tra velocipedi, cioè biciclette e automobili, dove vittime sono i ragazzini in questo caso. Quindi anche qui forse tra l'alta velocità e la disattenzione insomma sono componenti importanti di questi incidenti che stanno avvenendo anche nel Vicentino. Probabilmente l'euforia anche del post lockdown, del post limitazioni ha in qualche modo influito, Gabriella, che dici? Ma guarda, forse in certe situazioni probabilmente anche sì, non in tutte, perché nel caso per esempio degli incidenti che vedono coinvolti giovani in bicicletta è un po' la disattenzione dei ragazzi magari, e anche allo stesso tempo proprio anche dell'automobilista che in orari assurdi, strani, cioè non c'è un orario specifico in cui avvengono, per cui è proprio la possibilità di non vedere. Tante volte sono anche persone anziane che sono in macchina, che magari sono poco attenti, un attimo, una frazione di secondo, e quindi è difficile effettivamente poter dire che solo che ci sia la componente siamo liberi e quindi scorrazziamo in auto. Ecco, è un po' poi difficile da dire. Ogni storia è a sé, esatto. La cronaca ci insegna sempre questo. Grazie Gabriella Basso, buon lavoro davvero, tutti gli aggiornamenti nel telegiornale regionale a partire dalle 18:30. Una tragedia invece si è sfiorata fortunatamente ieri nel tardo pomeriggio a Jesolo verso le 18:45. Un bimbo di 4 anni di origine algerina residente in Francia ha rischiato di annegare, ma è stato salvato dall'intervento provvidenziale di un 40enne albanese residente in provincia di Treviso. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori, stava giocando a 7 metri
metri dalla riva nella zona di spiaggia libera all'altezza di Piazzetta Casabianca al mare. Ad accorgersi per primo che il bambino si trovava in difficoltà è stato per l'appunto il quarantenne, che ha preso in braccio il piccolo e con l'aiuto di una signora l'ha portato a riva. Qui sono entrati in azione gli addetti al salvataggio della torretta 14 gestita dalla Jesolo Turismo. Sono intervenuti pochi istanti dopo insieme ai colleghi della torretta 13 gestita invece dalla Jesol Mare. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera. Il bimbo è stato così rianimato sul posto, mentre in spiaggia è arrivata l'ambulanza del pronto soccorso di via Levantina e l'elisoccorso da Treviso. Dopo alcuni interminabili minuti il bimbo è riuscito a buttare fuori l'acqua che aveva ingoiato, riprendendosi e scoppiando in lacrime. Un pianto che è stato liberatorio per tutti. Diverso invece è stato l'epilogo di un'altra storia che vi abbiamo raccontato in questi giorni, la morte del piccolo Christian alla piscina comunale di San Pietro in Gu. Ci sono degli indagati, il punto da Padova. 5 indagati per la morte del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo annegato lunedì in una vasca della piscina comunale di San Pietro in Gu. Si tratta dei genitori, della coppia che gestisce l'impianto e della bagnina 22enne addetta alla sorveglianza dell'area dove è avvenuto l'incidente. Tutti e 5 sono indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire al meglio lo svolgimento delle indagini e acquisire quante più testimonianze possibili. Il pubblico ministero ha già affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del piccolo deceduto in ospedale a Padova dopo molti tentativi di rianimazione sul posto. La procura vuole stabilire se ci sia stata una mancata vigilanza sul bambino, che si era allontanato da solo dai genitori per giocare a pallone con un amichetto incontrato in piscina. Secondo il racconto del papà, Christian non sapeva nuotare, non sarebbe mai entrato in acqua da solo e senza braccioli o salvagente. Il piccolo allora potrebbe essere scivolato nella vasca, forse spinto accidentalmente, potrebbe aver battuto la testa ed essere svenuto, oppure potrebbe aver avuto un malore. Interrogativi che potrebbero trovare risposta nell'autopsia. Tra i testimoni nessuno ha sentito grida di aiuto, ma il piccolo è stato notato quando già era riverso a pancia in giù e galleggiava in acqua. Il sindaco di Limena, paese di residenza della famiglia Menin, ha deciso di proclamare lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Christian, annullati i fuochi d'artificio della sagra e indetta una raccolta fondi. Questa è la doverosa pagina di cronaca, ci sono poi i temi dell'attualità e tutto parte da questo documento che ho in mano, è la circolare del Ministero dell'Interno sul Green Pass. Parte così la stretta del Viminale con massima attenzione alle attività di verifica e di controllo della certificazione verde, quindi del Green Pass da parte delle forze dell'ordine, con verifiche a campione in particolare nei luoghi turistici e della Movida. Così recita il documento firmato dalla ministra Lamorgese. Verifiche che saranno svolte ora anche alla luce della circolare di questo documento. Gli esercenti quindi potranno chiedere l'esibizione di un documento di identità, quindi accedere a una seconda fase della verifica dopo l'esibizione del Green Pass, oltre all'utilizzo dell'app che scannerizza il QR code del certificato. Tale verifica, questo è il passaggio che sta già sollevando diversi dubbi, si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Quindi nel momento in cui il gestore, l'esercente, vede delle incongruità tra certificazione e presenza, quindi che ne so, un certificato che appartiene a una persona manifestatamente diversa da quello che lo esibisce, ecco, in questo caso può richiedere la carta d'identità. Ci sono poi anche altri chiarimenti, ma ne parleremo nel corso di questa diretta. Ma questa è inevitabilmente l'estate del Green Pass, è il Ferragosto del Green Pass, ma per fare il punto di questo e altro siamo collegati, lo saluto e lo ringrazio, con Paolo Bertolini, che è presidente del Consorzio Parco Turistico di Cavallino Treporti, una delle realtà turistiche principali del Veneto. Buongiorno Bertolini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dico bene quando dico che è l'estate del Green Pass, è il Ferragosto del Green Pass? Sì,
Diciamo questo, chiaramente credo che sia abbastanza difficile trovare delle regole fisse ad un momento così delicato, perché l'evoluzione è talmente veloce che quello che vale oggi probabilmente non vale domani. In più ci sono delle categorie economiche che hanno molto sofferto l'anno scorso, ed in particolar modo il turismo, che stanno particolarmente attente a quello che viene fissato e quali sono le disposizioni governative. C'è chiaramente da parte nostra l'assoluta collaborazione nel cercare di mandare avanti questa stagione, che è iniziata, direi, molto bene. I numeri ci stanno dando ragione, e ci sta dando anche ragione che i protocolli che applichiamo sono assolutamente in linea e ci stanno salvaguardando, perché osservando per esempio tutti i tamponi che oggi noi siamo chiamati a fare per i turisti tedeschi che rientrano in Germania, perché ricordiamo che dal 1° di agosto la Germania ha emesso questa ordinanza, e quindi l'ospite che è da noi, quando parte, deve essere munito di un tampone. Le dirò che non stiamo riscontrando positivi, quindi vuol dire che il tipo di vacanza che proponiamo è assolutamente sicura, come abbiamo sempre detto e dimostrato anche l'anno scorso. Ecco Bertolini, e dov'è che i vostri turisti tedeschi stanno facendo il tampone in questi giorni? Guardi, appena è partita, e perché l'abbiamo saputo dalla mattina alla sera, anche noi, come lei sa, il Veneto è molto bravo nel risolvere anche le emergenze, e così abbiamo fatto. In pratica si sono messe in moto tutte le macchine, sia private che pubbliche. A Cavagliano Treporti le posso dire che c'è stata un'ottima collaborazione sia col privato che con il pubblico. Il Comune ha organizzato un hub territoriale che è seguito in particolar modo il fine settimana da addetti dell'ASL, e in più ogni mercoledì passa un mezzo mobile organizzato sempre dall'ASL. Poi ci sono le farmacie sollecitate sempre dall'amministrazione comunale, che hanno aumentato e hanno potenziato il servizio sul territorio. Poi ci sono dei centri che sono convenzionati, qua a Cavagliano Treporti ne abbiamo 2, e in più le strutture, in particolar modo quelle di una certa importanza, si sono organizzate internamente e stanno facendo tutti i tamponi che servono. Quindi direi che la situazione è stata risolta nel giro di qualche giorno, e ad un avvio magari un attimino difficoltoso, ma le dico di un giorno, forse 2, poi abbiamo trovato anche lì una certa stabilità, e credo che l'ennesima volta abbiamo dimostrato che la collaborazione tra pubblico e privato sta funzionando, e sta funzionando alla grande. Ecco, le ho chiesto questo, Bertolini, anche per rifarmi alla cronaca. Tra l'altro ci ritorneremo nel corso della diretta, quando ci collegheremo con Filippo Fois da Venezia, perché ieri ci sono stati attimi di tensione a Bibione tra i turisti, proprio per i tamponi a pagamento. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri, così riportano le cronache. Lei dice però che forse questo è un caso isolato, per lo più la risposta è buona, e anche la gestione del fenomeno. Io mi sento assolutamente di tranquillizzare tutti. Poi sa, in queste emergenze, in queste situazioni c'è sempre il momento di tensione, magari dovuto, guardi, le dico, magari dovuto a 10 minuti, un quarto d'ora, dove una famiglia, una persona, qualcuno non sopporta una determinata situazione, ma questo può sempre succedere. Però mi sentirei di dire che stiamo mettendo non una pezza, stiamo risolvendo un problema che all'inizio ci aveva spaventato, perché se Dio vuole tutto il nostro litorale, tutta la costa veneta sta lavorando bene, anzi direi molto bene in questo periodo. È chiaro che dalla mattina alla sera avere avuto, diciamo, questa tegola sulla testa, che non dipendeva assolutamente da noi, ci ha portato un attimino a dover ridisegnare determinate cose alle quali non pensavamo. Però, ripeto, i problemi li stiamo risolvendo. Un pochino di pazienza ci vuole sempre all'inizio, poi posso capire che ci possa essere anche il caso un po' di arrabbiatura da parte di qualcuno, ma li finisce. Tra l'altro anche ieri il presidente del Veneto Zaia ricordava come da qui alla fine di agosto saranno 400.000 i turisti tedeschi che metteranno piede in Veneto, soprattutto sulle nostre spiagge. Quindi è un numero che ovviamente pone dei problemi di tipo operativo, non potrebbe essere altrimenti. Poi è chiaro, questa decisione è stata assunta dal 1° di agosto da parte del governo Merkel, quindi
Diciamo, ci sono tanti fattori, ma lei comunque ci sta dicendo, Presidente, che per esempio non ci sono state particolari disdette, quindi. Ma le dirò, il Veneto è una regione fortissima perché ha tanti prodotti turistici. Probabilmente può essere successo che in qualche zona più che in qualche altra ci sia stata qualche disdetta, però le dirò che grandi problemi fino adesso non ne abbiamo avuto. Io chiaramente parlo per il territorio che rappresento, però sento anche i colleghi delle altre spiagge venete, piuttosto che i colleghi anche che operano in altri settori, che tutto sommato all'inizio, quando le idee non sono chiare su quello che c'è da fare, ma forse non possono essere neanche chiare perché i provvedimenti devono essere presi e tutti tirano la giacchetta da una parte e dall'altra, non è facile trovare una soluzione che sia uguale o che accontenti tutti, e può darsi che in qualche località turistica ci sia stata qualche disdetta, però io le dirò che in questo periodo qua non si trovano spazi vuoti, quindi credo che questo significhi che tutto sommato il problema è tenuto sotto controllo. Ma è un Ferragosto a livelli pre-Covid in termini di presenze? Direi di sì. Io le posso dire tranquillamente che noi, allora, l'anno scorso, il 2020, ci siamo leccati le ferite ma non ci siamo rotti le ossa, perché abbiamo contato un 40% di presenza in meno durante tutta la stagione. Quest'anno siamo riusciti ad aprire già per Pentecoste, che lei sa è un periodo molto particolare perché rappresenta per i tedeschi quello che è per gli italiani il Ferragosto. Siamo riusciti ad aprire a Pentecoste, non è stata una Pentecoste da record, ma un forte segnale positivo da parte dei nostri ospiti che comunque sono arrivati. Io le posso dire che ad oggi abbiamo accumulato da un 15 al 20% in meno di presenze rispetto al periodo pre-Covid. È chiaro che l'anno scorso, verso la metà, fine di luglio, abbiamo cominciato a lavorare e siamo riusciti a far lavorare bene le nostre aziende, e quest'anno si sta un po' ripetendo quello che è successo l'anno scorso. Quindi tutto il litorale, ma sento anche le altre spiagge venete, stanno registrando il tutto esaurito. Più di così non si può fare, quindi le presenze che abbiamo perso all'inizio rimangono perse perché sono perse, punto. Certo. Più non possiamo fare. Speriamo di poter mantenere questi livelli durante tutto adesso il mese di agosto, ma anche fare un buon settembre come è successo l'anno scorso. Quindi mi pare di capire che i turisti tedeschi e stranieri in generale sono rientrati. C'è chi dice che c'è una forte presenza di olandesi, corrisponde al vero? Sì, noi abbiamo riscontrato un ritorno sia da parte degli olandesi che anche dei danesi, che venivano a trovarci storicamente sempre. Poi ci sono stati un paio d'anni, 2 o 3 anni, in cui abbiamo avuto, le loro presenze sono state scarse. Adesso stanno decisamente recuperando. Probabilmente il fatto che l'Italia in generale si sia comportata in un certo modo, abbia dei protocolli che funzionano, abbia indotto i turisti centroeuropei a tornare a trovarci. Quindi sì, le confermo quello che lei dice, assolutamente. Tra l'altro poi va detto che nel caso di Cavallino c'è una specificità. Voi da sempre siete vocati al turismo internazionale e al turismo cosiddetto en plein air, il turismo dei campeggi. Da questo punto di vista avete poca concorrenza. Può essere che nella seconda estate del Covid, i camping, i campeggi, le strutture ricettive all'aperto siano percepite come più sicure? Allora, guardi, io credo che in Veneto, per quanto riguarda l'aspetto del turismo balneare, io non credo che sia stata solo fortuna, ma credo che sia stata una pianificazione attenta. Abbiamo dei prodotti diversi: Bibbione ha il suo prodotto, Caorle ha il suo prodotto, Jesolo ha il suo prodotto, Cauliano Treporti è il suo, Chioggia è il suo, quindi diciamo tutta la costa veneta ha una serie di prodotti. Le dirò, è chiaro che in una situazione così come si è verificata l'anno scorso, può darsi che la scelta di una famiglia di poter passare la sua vacanza all'aria aperta possa far pensare 30 secondi di più ad una vacanza impostata in questo modo.
Però sentendo i colleghi le posso dire che stiamo tutti lavorando, quindi tendenzialmente una vacanza all'aria aperta oggi è interessante dal punto di vista anche della tranquillità sanitaria, però se i protocolli sono adeguati e vengono mantenuti come è consigliato, guardi che alla fine non sono tantissime le cose da fare, io credo che come sta succedendo si lavori tutti. Chiaramente l'open air, vorrei ricordare che Cavallino Treporti con oltre 6 milioni di presenze, comodamente sopra 6 milioni di presenze, è la seconda spiaggia d'Italia e anche la sesta destinazione italiana per presenze. E questo lo è stato sempre storicamente, diciamo che non se n'è mai parlato tanto perché storicamente noi abbiamo sempre usato un low profile, un profilo basso e abbiamo sempre lavorato. Oggi effettivamente questo lavoro che c'è stato in tutti questi anni ci sta dando ragione, quindi i numeri vengono riconfermati. Quindi Presidente, io la sento ottimista, fiducioso relativamente a questo Ferragosto e più in generale all'estate. Assolutamente, le dirò che sono molto positivo. Io raccomando però sempre, ogni occasione dedico del tempo per dire a tutti di non abbassare la guardia in modo sciocco, perché abbiamo alcune cose da rispettare che non sono tantissime e rispettiamole, non succede nulla, non dobbiamo. Io capisco che abbiamo passato un anno difficile per tutti quanti, però non possiamo neanche fare un libero a tutti e far finta che non sia successo nulla. D'altra parte le dirò che è una cosa che ci apre il cuore, che veramente ci commuove, il fatto di vedere gli ospiti che venivano un paio d'anni fa, che ritornano in Veneto e che vorrebbero abbracciarci, perché il forte legame, diciamo loro, con tutta la costa veneta, con tutto il prodotto balneare veneto, e quindi questo ci riempie oltre che il cuore, quindi una conferma che abbiamo lavorato bene, ci fa ben pensare per il futuro. Quindi le nostre destinazioni non sono state assolutamente dimenticate, sono state messe leggermente in stand-by in attesa, diciamo, in attesa che tutti possano ritornare da noi in sicurezza. Tra le altre cose noi abbiamo sempre tenuto una linea aperta, un canale aperto con i nostri ospiti anche durante l'inverno, e li teniamo informati su tutto ciò che facciamo e abbiamo sempre posto parecchia attenzione sugli aspetti dei protocolli e questo ci ha dato ragione. La famosa fidelizzazione. La fidelizzazione è un aspetto molto importante, ha fatto in modo di creare un sano e forte turismo in tutto il Veneto. Lei pensi che a Cavallino Treporti noi contiamo ormai una fidelizzazione che nel passato era l'80%, ma oggi non scendiamo sotto il 60% di fidelizzazione. Questo significa che le famiglie arrivano da noi, ma arrivano poi figli, nipoti, e le dirò che nonostante abbiamo dei sistemi digitali molto potenti, funzionali, il passaparola è ancora forse il miglior sistema. Qui arriva una famiglia, l'anno dopo positivamente, se valutiamo positivamente questo sistema, ne arrivano 3. Quindi non dimentichiamo anche questo sistema che può suonare un pochino vecchio, ma è assolutamente attualissimo e per noi prezioso. Certo. Ultimissima domanda, Presidente. L'avete trovata alla fine la manodopera? Guardi, questo vuole che le dica, questo è il problema più grosso che abbiamo, perché sia noi che le nostre gestioni, e non parlo non solo del litorale veneto, ma parlo di tutto il Veneto. Il grosso problema è trovare persone che siano disponibili a lavorare e a fare la stagione, che ricordo oggi non è più una stagione di 2 o 3 mesi, oggi le stagioni sono lunghe perché i nostri ragazzi arrivano, devono essere formati, fanno la stagione, finita la stagione vanno giustamente in vacanza, ma poi ricominciano a formarsi. L'apertura delle nostre aziende ormai comprende tutto l'anno. E trovare personale, le dirò che è particolarmente difficile. Ora, se sia dovuto, e noi pensiamo in parte sì, ad una serie di aiuti che sono stati, per l'amor del cielo, anche giusti da parte dello Stato, che però forse sono stati interpretati non bene da tutti, ha portato a rinunce
da parte di molti collaboratori che avevamo in passato, che non si sono più presentati perché probabilmente hanno trovato anche strade, vie diverse, ma aiutate dai sistemi di aiuto che ben tutti conosciamo. Senza voler sussidi, i sussidi che comunque certo, ci sono stati, il reddito di cittadinanza e quant'altro. Presidente, grazie per questa fotografia da Cavallino Treporti, le auguro un buon lavoro, un buon Ferragosto e una buona estate. Magari ci aggiorniamo a fine settembre, così facciamo anche il bilancio della stagione. Grazie a Paolo Bertolini, presidente del consorzio parco turistico di Cavallino Treporti, ma continua il nostro viaggio in Veneto, nel Ferragosto, nel Veneto che si sta preparando al Ferragosto. C'è già pronto da Venezia, lo vedo inquadrato, il nostro Filippo Fois, poi andiamo a Belluno e Verona, ma tutto questo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, pronti a raccontarvi questi giorni che precedono il Ferragosto in Veneto, ma c'è una notizia importante dell'ultima ora, un aggiornamento che arriva da Roma, perché dal 16 agosto dovranno essere somministrati i vaccini ai 12-18enni senza prenotazioni. È quanto scrive il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle regioni. Quindi a partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. Nella lettera indirizzata alle regioni, Figliuolo chiede di predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini in questa fascia d'età anche senza preventiva prenotazione. Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna. Quindi è la notizia di questi minuti. Vedremo se a stretto giro di posta arriverà anche una nota da parte della regione. Poi sono le regioni, gli enti deputati ad applicare queste direttive del commissario Figliuolo. L'ultima in particolare ha riguardato, come sapete, i tamponi a pagamento, che sono la svolta di questa settimana. Ma ve l'ho mostrato prima il nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio, che si trova a Venezia. Filippo, raccontaci questa bella giornata veneziana tra speranze per il Ferragosto e fatti di cronaca che si sono registrati in queste ultime ore. Buongiorno Filippo. Sì. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori da Venezia. Una bellissima giornata, c'è un po' di turismo. Guardate, proprio in questo momento si è interrotto un flusso che noi abbiamo visto praticamente proseguire per tutto il tempo che siamo qua, all'incirca 30 minuti. Questo è il piazzale della stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia. Tra l'altro tra poco Sandro Ponchio vi farà vedere anche la postazione della Croce Rossa Italiana, nella quale è possibile effettuare il tampone rapido, che qua è ancora gratuito. C'è una coda molto lunga, anche se non si può vedere, si intravedono alcune persone in attesa ai gradini d'ingresso della stazione, ma poi la coda prosegue all'interno della stazione, dove fa più fresco e se non altro non si sta sotto il sole, fino ad arrivare poi al tendone dove vengono effettuati i test, per cui è un'attesa lunghissima, dobbiamo dirlo, perché noi siamo qui da un bel po' e vediamo che la fila avanza molto lentamente. Anche in altre postazioni, questa volta invece dell'azienda sanitaria di Venezia, Lustra e Serenissima, abbiamo visto parecchia gente in attesa di fare il tampone, gratuito o meno. Qui da quello che ci pare di capire è ancora gratuito, non sono quelli dell'azienda sanitaria, c'è tantissimo da attendere, altrove invece è a pagamento e comunque anche lì abbiamo visto molta gente in attesa. Il Green Pass è un po' quella che sta diventando la discriminante, però prima vi racconto perché siamo qui.
Lo vedete alle mie spalle il ponte degli Scalzi, ho detto alcuni il ponte della stazione di Venezia. Qui circa 24 ore fa un giovane palestinese di 32 anni, regolare in Italia e ospite di una struttura di accoglienza nel Trevigiano, si è gettato dal ponte. È stata una tragedia sfiorata perché il giovane si è gettato all'incirca alle 11:30, si è tuffato in mezzo alle barche. Voi vedete che c'è un grosso traffico sia di vaporetti che di motoscafi, che anche di barche adibite al trasporto, che anche di gondole. Addirittura ha sfiorato una gondola, per cui è stata una tragedia sfiorata. Non è la prima volta che capita, neanche in questo ponte. Qualcuno dei nostri telespettatori forse ricorderà qualche anno fa aveva creato parecchio scalpore il fatto che un giapponese si era addirittura tuffato da quel ponte con una tavola da surf. Questa volta però diciamo che si è davvero sfiorata la tragedia. Il giovane poi è stato raggiunto da un motoscafo della polizia locale che si trovava proprio in transito da queste parti, è stato aiutato a ritornare a riva. Non ha avuto una reazione molto amichevole nei confronti degli agenti, nel senso che è andato in escandescenze, come si dice in questi casi. Poi è stato denunciato, multato e ha ricevuto anche un DASPO, per cui non potrà più tornare a Venezia per un determinato lasso di tempo. Questo è uno di quegli aspetti che qua a Venezia vengono spesso sottolineati durante l'estate, quello che viene volgarmente definito il turismo cafone. Non credo sia questo il caso, a giudicare appunto dal protagonista, però diverse volte le cronache di Venezia durante l'estate hanno raccontato di atteggiamenti poco rispettosi della città. Purtroppo a volte l'esito è stato drammatico. Un giovane neozelandese, se non ricordo male, che si era tuffato dal ponte di Rialto, ha perso la vita perché è finito su un taxi che stava transitando sotto il ponte di Rialto. Adesso che è ricominciato un pochino il turismo qui a Venezia, alcune scene, bagni in canale, diciamo, ogni tanto se ne vedono, però insomma purtroppo diciamo che sono cose che sono quasi fisiologiche quando arriva così tanta gente, perché gente in effetti a Venezia ce n'è, lo vedete anche da queste immagini. Adesso ha ripreso il giro. Certo, c'è da dire che non è tutt'oro quello che luccica per l'industria turistica veneziana, perché spesso si tratta di turismo pendolare, vale a dire persone che alloggiano già in altre località, che vengono a trascorrere la giornata a Venezia, magari col pranzo al sacco, per cui non spendono né negli alberghi né nei ristoranti. Generalmente si tratta di persone che sono in vacanza sulla costa, sul litorale. Prima sentivo che eravate in collegamento con Cavallino Treporti, naturalmente possono arrivare da Jesolo, da Caorle, insomma da tutto il litorale veneziano che in questo momento sta facendo il pienone, anche se qui bisogna dire, questa è proprio notizia di queste ore, l'obbligo del Green Pass del tampone negativo per i cittadini tedeschi, ci dicono da Jesolo, ha provocato un lieve calo nelle prenotazioni. Per ora si tratta di un fenomeno molto contenuto, però secondo l'AIA, l'associazione jesolana albergatori, effettivamente il fenomeno c'è. Si è visto, alcuni cittadini tedeschi hanno preferito non venire in Italia per questo motivo. Ribadiamo che ancora si tratta di un fenomeno molto marginale. Un po' di malcontento c'è, poi l'abbiamo visto anche con quello che è accaduto ieri a Bibbione, dove uno degli autobus dell'azienda sanitaria che viene utilizzato per fare i tamponi ai turisti è stato preso lievemente d'assalto da un gruppo di turisti del nord Europa che erano, per usare un eufemismo, un po' contrariati dal fatto di aver scoperto che il tampone bisognava pagarselo. D'altro canto altrimenti non potrebbe essere, lo pagano anche gli italiani, per cui ovviamente anche i cittadini stranieri non possono essere a carico del sistema sanitario italiano. Cristian. Appunto perché sta facendo discutere anche questa vicenda di Bibbione, ma parlavamo prima anche con il presidente del parco turistico di Cavallino Treporti. La situazione è tutto sommato sotto controllo, la stragrande maggioranza dei turisti tedeschi non solo sta accettando anche di buon grado questa ulteriore incombenza che tra l'altro è imposta prevalentemente dai paesi di provenienza, come nel caso della Germania. Di provenienza.
Sì, infatti è una decisione assunta dal governo tedesco che chiaramente è piombata tra capo e collo anche qui in Italia, mentre queste persone erano già arrivate qui, per cui è chiaro che è l'Italia poi che si prende a carico l'incombenza di dover effettuare tutti questi tamponi, che sono veramente tantissimi, perché si calcolano sull'ordine di almeno 100.000 per quello che riguarda i prossimi giorni, però diciamo che la spesa adesso la affrontano anche gli italiani, per cui insomma e probabilmente anche, come dicevi tu, passata diciamo il primo attimo di sorpresa di chi ha scoperto che improvvisamente il tampone rapido era a pagamento, la situazione si sta normalizzando. Ecco, ricordiamo che tra l'altro la tariffa del tampone rapido per i turisti è di 22 euro, se non sbaglio è questa. Esatto. Sì, è questa. E tra l'altro prima vi dicevo che a Jesolo hanno notato un lieve calo di presenze, alcune disdette proprio legate a questo motivo. Ed è un dato che va un po' in controtendenza con quello che invece ci hanno raccontato dalla Confesercenti di Venezia, dove in realtà l'obbligatorietà del Green Pass per chi vuole venire qui in Italia è stato visto come un fattore molto positivo da parte del turismo straniero, tanto da far aumentare rispetto ad altre località battute d'estate dal turismo del centro-nord Europa, quindi parliamo della Grecia e della Spagna, fa registrare un aumento abbastanza contenuto del 2% che però c'è stato, e c'è stato proprio per questo motivo. Perché fondamentalmente veniamo percepiti come sicuri, possiamo dire anche questo, come meta sicura. Esattamente, sì, l'Italia viene percepita come una meta più sicura rispetto ad altre località, ad altre nazioni, proprio per questo sistema di Green Pass che sta facendo discutere, ma evidentemente viene visto anche con favore dal turismo che arriva dall'estero, per cui c'è chi ha preferito venire in Italia, visto che c'è il Green Pass, piuttosto che andare in Spagna o in Grecia o in altre località del Mar Mediterraneo. E da quello che vedo, Filippo, tra l'altro tu e Sandro Ponchio siete visti come attrazione turistica da parte di alcuni turisti che stanno passando, vedo alcuni sguardi. Ah, sul serio? No, perché io vedo che ci sono qualcuno ha tirato fuori il cellulare, ma non so, probabilmente ci stanno anche facendo le fotografie. Evidentemente per oggi siamo anche noi un motivo di interesse dei turisti. Sì, ci guardano anche dall'estero, salutiamo il pubblico dall'estero sostanzialmente, Filippo. E quindi insomma possiamo parlare di un Ferragosto tutto sommato positivo per Venezia dopo mesi di grossissime difficoltà. Questo è veramente una domanda forse più difficile rispetto alle mie forze, però bisogna dire questo, ecco Cristian, a Venezia si è sviluppata un'industria turistica enorme con decine di migliaia di posti letto tra alberghi, bed and breakfast, quindi c'è un'offerta sterminata anche di bar, di ristoranti. Ecco, riempirla tutta ci vogliono veramente i grossi flussi, ci vogliono i flussi che sono stati anche criticati dall'UNESCO di turismo che si registravano fino al 2018-2019. Il flusso di turismo che stiamo vedendo oggi sarebbe un flusso sostenuto diciamo più o meno in tutte le città, ma per quello che riguarda Venezia rimane ancora insufficiente per coprire e soddisfare un'offerta che è enorme, spropositata, tant'è vero che alcuni alberghi noi vediamo ancora chiusi, così come alcuni bar, ma d'altro canto qui comincia per esempio al di là dell'imbarcadero della stazione, comincia l'Ista di Spagna, poi c'è Strada Nuova, una lunghissima arteria che porta quasi al ponte di Rialto, che è costellata di alberghi e di bar, ristoranti, e insomma riempirli tutti è un po' difficile. Diciamo che diventa una missione davvero difficile, forse impossibile visto il momento, almeno in questo momento. Prima da Cavallino ci dicevano di aver raggiunto i livelli pre-Covid, questo non lo possiamo dire serenamente per Venezia.
A Venezia i livelli pre-Covid non si sono raggiunti, diciamo che la capienza credo degli alberghi per quelli che sono aperti e sono comunque tantissimi era stata calcolata attorno al 60% per i fine settimana, mentre durante la settimana va in calo. Noi per carità trolley ne vediamo tantissimi, però se devono arrivare 60.000 persone per riempire tutti i posti evidentemente questo non è possibile. Assolutamente, ma ultimissima domanda Filippo, le grandi navi che appunto sono viste come fumo negli occhi, c'è stato tutto un dibattito, ci sono state delle scelte ben precise da parte dell'esecutivo, ma anche queste, la domanda è in parte provocatoria, servivano a riempire Venezia? Beh, quello senz'altro, visto che fanno sbarcare migliaia di persone. Poi lì il dibattito era aperto tra i favorevoli e i contrari, nel senso che secondo i favorevoli naturalmente c'è, oltre naturalmente ai lavoratori diretti, tutto un indotto che guadagna ed evidentemente esiste, però su quello poi che facessero qui a Venezia i contrari sostengono che in realtà non è che portassero grandi benefici, nel senso che è chiaro che non si fermano a dormire qua, spesso è anche chiaro che non mangiano qua, c'è chi mangia, chi non mangia, c'è chi compra il souvenir, chi non lo compra, per cui è veramente una cosa molto difficile da quantificare. Io ho sentito delle stime molto generose anche su quello che sia l'indotto delle crociere, altre invece molto ritirate, probabilmente la verità starà nel mezzo. Certo è che adesso bisogna ripensare all'intero settore, le navi non potranno più attraccare alla Marittima dove stavano prima, dovranno essere dirottate a Marghera, si tratta ancora di un luogo che non è attrezzato per riceverle, il governo ha stanziato parecchi milioni di euro per rimetterle a posto, però insomma ci vorrà un po' di tempo. Questo sicuramente, grazie davvero Filippo, anche per Venezia i conti del Ferragosto li faremo alla fine, ma chiaramente ci terrai aggiornati come sempre. Grazie a Filippo Fois da Venezia con Sandro Ponchio. Grazie. Vi abbiamo mostrato le spiagge Cavallino Treporti, vi abbiamo mostrato la città d'arte per antonomasia. E non me ne voglia il presidente della provincia di Verona, Manuel Scalzotto, perché anche Verona è città d'arte per antonomasia. Presidente, buongiorno. Buongiorno Cristian, a lei e a tutti i telespettatori. E comincio dalla domanda più semplice, forse più semplice per certi versi, perché come abbiamo visto in realtà poi la risposta è complessa. Che Ferragosto sarà per Verona tra città d'arte e lago? Io credo che sarà un Ferragosto visitato, molto visitato, ma alla fine sarà anche un Ferragosto, a mio modo di vedere, ordinato. È vero che c'è un buon flusso di turisti, molti dei quali sono stranieri come d'abitudine per la parte lacustre e la città di Verona, però c'è da dire che come istituzioni ci siamo organizzati attraverso il COSP, il Comitato del Pubblico e Sicurezza, la Prefettura, e si è insomma già dato delle indicazioni per così attuare quegli elementi di controllo che possono mantenere un flusso e deflusso tranquillo dei turisti. L'aspetto Green Pass è ancora un po' presto secondo me per capire se avrà degli effetti. Mi sembra che al momento non ci siano così intemperanze. Ecco, quindi diciamo che mi pare di capire è un Ferragosto, non dico da tutto esaurito, ma quasi, soprattutto sul lago di Garda. La sensazione è questa, ecco, non ho ancora avuto modo di approfondire con i colleghi sindaci, però ci sono stato di persona sabato scorso, ho sentito alcuni operatori e indicativamente il flusso è importante. Lo si evince anche così indirettamente dal traffico sull'Autobrennero. Che è cartina di tornasole parecchio importante per l'intero territorio scaligero. Certamente sì, vediamo che i flussi sono in aumento e direi che
poco ci manca a riproporre quelli antepandemia, quindi è senz'altro un momento di importante visita per i nostri siti turistici del lago. Credo che conti anche l'aspetto che più di qualcuno non si è mosso verso gli stranieri e quindi riscopra il piacere di andare a visitare le cittadine del lago. Assolutamente, poi ricordiamo tutta la zona della Val Policella e quant'altro, insomma ce n'è da vedere. Verona è fortunata da questo punto di vista, no? Perché tu hai dalla montagna, pensate al comune di Malcesine, c'è l'Olivo e la Stella Alpina, perché si va sul Baldo con la funivia e poi si va tutta la parte del lago, tutta la Lessigna, ma anche le zone della città e Valeggio e Soave, Colonia Veneta stessa, certo. Sono dei borghi meravigliosi. Sicuramente ne ho tralasciati tantissimi e quindi faccio un passo indietro, ma credo che insomma ci sia... Vedo che ha citato Colonia Veneta, Presidente. Ho citato Colonia Veneta, sì, che è il mio comune, esatto. È una città murata, è graziosa, vicina, è tra Soave e Montagnana. Assolutamente bellissima. Montagnana passa per Colonia e penso possa trovarsi bene. Ma se non vado errando, la montagna c'è anche a Belluno, no, Presidente Padrin? E che Ferragosto sarà? Innanzitutto benvenuto. Intanto saluto mio amico Manuel, che finalmente rivedo dopo un po' di tempo. Presidente, ecco, ma come sarà il Ferragosto invece a Belluno? Diciamo che la stagione turistica in montagna è partita un po' fiacca, anche a causa delle condizioni meteo. La neve è rimasta in quote anche basse fino a fine giugno. Adesso com'è? Qual è l'umore degli operatori? L'umore sta migliorando sicuramente. Io che ho un po' il termometro della viabilità su Longarone in particolare, devo dire che forse memore delle code infinite dell'anno scorso, sistemati alcuni lavori che fortunatamente ora non ci sono più, però devo dire che al momento lunghe code non ne ho ancora viste, né in salita né in discesa, e questo secondo me non è un dato per il turismo confortante. Quindi devo dire che la stagione, confermo, è partita sicuramente a rilento. Per il Ferragosto mi segnalano un tutto esaurito un po' ovunque, quindi da questo punto di vista ci auguriamo che il Ferragosto, mi pare che il tempo adesso si sia riassestato dopo diversi giorni anche di piogge e temporali. Mi pare che adesso le previsioni portano caldo e bel tempo e quindi stiamo andando verso un Ferragosto. Appena dopo comunque mi farò comunicare da ANAS i dati del numero dei veicoli che transiteranno sulla 51 di Alemagna, perché noi abbiamo una postazione di verifica e controllo dei numeri, e quindi io ho il dato dell'anno scorso, di 2 anni fa, e quindi un primo confronto sul numero dei veicoli lo potremo avere sicuramente nei prossimi giorni. Statale di Alemagna, Presidente, lei lo sa benissimo da sindaco di Longarone, che è ormai croce ed edilizia, croce perché insomma ci sono tanti cantieri, edilizia perché ci sono i cantieri finalmente, quindi la situazione va analizzata da entrambi i punti di vista. Su questo fronte, Presidente, cosa possiamo dire? Ci saranno, che ne so, ci saranno meno cantieri, ci saranno delle deviazioni, delle agevolazioni? Come sarà gestita la viabilità a Ferragosto nel bellunese? No, al momento i cantieri che riguardano direttamente la sede stradale in questo momento non ce ne sono più. Questa mattina sono andato a Borca di Cadore, fra l'altro con il ministro D'Incà, per visitare il villaggio Eni. Devo dire che insomma tutto sommato la situazione è buona. Per chi sale viene utilizzata la parte bassa del comune di Longarone, quindi la strada della fiera e quindi la via Uberti, e poi ci si rimette sulla 51 di Alemagna, mentre a scendere si percorre in senso unico da Castellavazzo fino a Longarone la 51 di Alemagna. Auspicavo e mi auguravo che almeno uno dei viadotti potesse essere aperto, ma manca ancora una firma del collaudatore definitiva, in modo, quindi per il momento dovremo aspettare i primi di settembre per vedere aperto almeno uno dei viadotti. Quindi tutto sommato non ci sono cantieri che intralciano in questo momento il traffico e quindi la situazione è buona. Mi auguro
soprattutto che si possa invece chiudere entro la fine dell'anno un po' tutte queste opere su Longarone, in modo poi da guardare al 2022 come l'anno di partenza delle opere che riguardano tutte le varianti che erano state, diciamo così, pensate e programmate per i mondiali e che avranno concretezza, penso, nel 2022. Questo me lo auguro veramente di cuore. Adesso ANAS sta per cambiare anche i propri vertici, è attesa a giorni la nomina del nuovo amministratore delegato e del nuovo, diciamo così, anche del nuovo presidente, e quindi ci sarà l'opportunità al più presto, non appena verranno insediati, di confrontarci e di trovare quelle che sono le strade per soprattutto poi velocizzare al massimo le due grandi opere per le Olimpiadi, che sono la variante di Longarone e la circonvallazione di Cortina. Assolutamente, questa è, immagino, la priorità dell'intero territorio bellunese. Comunque diciamo che il messaggio è che chi vuole raggiungere la montagna bellunese non si troverà di fronte una via crucis. Questo è importante forse dirlo in questi giorni di Ferragosto. Siamo lontani dalle situazioni dell'anno scorso, dove, ricordate, si crearono a Longarone, c'era un imbuto che provocava veramente chilometri e chilometri di coda. Questo imbuto è stato risolto già, diciamo così, alcuni mesi dopo l'estate scorsa, e adesso diciamo che non ci saranno intralci su quello che è il tragitto da e verso le nostre montagne. Olimpiadi 2026 che vedono ovviamente Cortina protagonista, ma anche Verona, Scalzotto, l'Arena e non solo. Ne approfitto intanto per salutare il collega Padrin. Ciao Roberto, è sempre un piacere vederti. E devo dire che attendiamo con grande passione questo momento. Adesso le Olimpiadi sono appena terminate e quindi è un po' nelle corde di ciascuno, no? Il 26 è già vicino, Verona avrà la possibilità di vedere la chiusura e quindi ci stiamo già attrezzando. Già la settimana scorsa è stato varato così il primo LA, ossia i lavori dell'aeroporto Catullo, per efficientarlo e rendere possibile poi anche così il trasferimento di tutti coloro che verranno qui per le Olimpiadi. Parlo di Verona e Veneto in senso lato. Assolutamente, questo per ribadire il fatto che ci troviamo di fronte a un evento che coinvolgerà tutto il territorio. Questo in prospettiva, e poi ci sono le tematiche di questi giorni. L'abbiamo detto prima, no? È il Ferragosto del Green Pass che non è stato accolto molto positivamente, perché ha portato un ulteriore decremento dei clienti, dei visitatori nei parchi di divertimento, e la tematica è cruciale per esempio in provincia di Verona, dove sono concentrati i parchi più importanti d'Italia. Qui ho una foto, l'ho presa poco fa dal suo profilo Facebook, Presidente, la vediamo con Alessandro Gardoni, l'assessore Elisa De Berti e Prezzemolo, che è la mascotte di Gardaland. Non sto facendo pubblicità perché sono quelle icone, no? Conosciute un po' da tutti. Quanto grave è la situazione nei parchi di divertimento, Presidente Scalzotto? Non so dirglielo direttamente perché non ho avuto modo di affrontare con le proprietà, però c'è anche lì una fase di ripartenza. È ovvio che la sofferenza da un punto di vista sia organizzativo ma ancora di più economico sia assolutamente pesante, perché i parchi sono stati chiusi per natura, diciamo, no? Non si poteva, sono luoghi di aggregazione, di concentrazione, tutto ciò che non serve proprio per uscire dalla pandemia. Oggi si sta riaprendo e insomma si spera di poter recuperare. La stagione è partita con il piede sbagliato per un altro aspetto, che è stato quello meteo. Adesso questa settimana sembra sia una settimana straordinaria, però nei giorni scorsi non c'è stato un tempo così che era perfetto. La città di Verona ha avuto meno problematiche, perché se poi sul lago trovi una giornata di cattivo tempo ti trasferisci in città e vai ad apprezzare i numerosi monumenti
e i musei che Verona può offrire. I parchi sicuramente hanno sofferto. Più in generale, chiedo a entrambi e comincio da lei, Scalzotto, questo Green Pass è utile, non è utile? Qual è la sua opinione in merito? Abbiamo visto prima insieme la circolare del Ministero dell'Interno, firmata ovviamente dalla ministra Lamorgese, che di fatto dà alcuni chiarimenti. Nei giorni scorsi c'è stato un po' di caos. Spetta ai titolari, agli esercenti controllare il certificato verde e chiedere nel caso di incongruità anche il documento di identità. È la strada giusta questa del Green Pass? Che cosa ne pensa Scalzotto? Io ho già avuto modo di esprimermi sul fatto che il Green Pass non è, secondo me, un elemento giuridico di spinta, di possibilità. È sicuramente un qualcosa di compliance, cioè si cerca di invogliare le persone per non avere problemi ad andare a vaccinarsi o a fare i tamponi, ad avere questo. Giuridicamente non sta in piedi, non ha senso che magari una cameriera a chiamata possa controllare il documento di un cittadino. Non ha senso sotto il profilo giuridico. Io condivido il fatto che si debba portare la popolazione a vaccinarsi. Su questa finalità sono assolutamente d'accordo. Sulle modalità, quella del Green Pass secondo me è un qualcosa che poteva essere migliorato e soprattutto eventualmente doveva essere predisposto già per tempo, non a stagione già iniziata, ma doveva essere predisposto a febbraio-marzo e dato così come input per essere un po' più compreso anche dagli operatori stessi. Lei dice che probabilmente la tempistica non ha aiutato così in piena stagione turistica. Presidente Padrin, qual è invece la sua posizione sul Green Pass? È utile, non è utile, potrebbe essere migliorato? Il tema, secondo me, fondamentale è legato alla vaccinazione, più il problema del Green Pass. Qui dobbiamo cercare tutti insieme di far capire che l'unica strada che in questo momento noi abbiamo è quella di cercare di vaccinare la maggior parte della popolazione. Io so, purtroppo le manifestazioni continuano anche di chi non vuole vaccinarsi, non è un'imposizione, è una scelta libera, democratica, eccetera, eccetera, però secondo me noi abbiamo la responsabilità e il dovere di cercare di sostenere il più possibile questa modalità, pur anche trovandosi di fronte a situazioni. Io sto vivendo adesso nel mio comune una situazione abbastanza delicata, perché ho 25 ragazzi, perché la maggior parte sono ragazzi dai 18 ai 15 anni che sono positivi, con una settantina di persone in quarantena. Siamo a livelli, diciamo così, tornati indietro di diversi mesi. Praticamente genitori quasi tutti vaccinati e quindi per fortuna negativi, e ragazzi che non sono vaccinati e che hanno contratto purtroppo il virus. E quello che io dico è che dobbiamo trovare una modalità. Il Green Pass può essere una soluzione, si fa fatica a dire, come diceva giustamente prima Manuel, per alcune categorie chi fa la verifica del Green Pass, chi ha l'autorità per controllare. Una modalità secondo me che non penso, o lo rendi obbligatorio, e questa è una scelta forte che ha una valenza che poi può avere delle conseguenze per chi non la rispetta, e questa è una scelta, oppure le forme ibride secondo me fanno fatica ad incidere nella popolazione, soprattutto in un momento in cui c'è, devo dire dal punto di vista anche morale, un affaticamento e molto spesso anche delle situazioni di protesta, queste forme di rancore molto forti, perché di fatto sono ormai un anno e mezzo di situazioni estremamente difficili anche dal punto di vista, ripeto, personale per diverse persone. Però devo dire che ci vuole grande attenzione, perché comunque il Covid porta poi tutta una serie di conseguenze. Io ho vissute anche dal punto di vista familiare, che anche se non drammatiche, quindi risolvibili, però porta delle conseguenze. Quindi l'attenzione deve essere massima,
nel rispettare quelli che sono le restrizioni che sono state imposte dalla legge. Io questo me lo sento e lo dico. E quindi diciamo la prospettiva è questa. In questi giorni stiamo vivendo un periodo in qualche modo di vacanza, anche chi non le fa, nel senso è la proiezione mentale del Ferragosto, però bisogna già ragionare in vista del settembre, del rientro in classe, del ritorno sui mezzi pubblici, sui mezzi di trasporto locale, e qui le province giocano un ruolo fondamentale e probabilmente qui ne vedremo delle belle, non per ovviamente per sventolare spauracchi, ma perché al momento non sembra esserci ancora una linea ben tracciata, o sbaglio, Presidente Scalzotto? Guarda, io mi sento un po' di dissentire perché già l'anno scorso abbiamo provveduto come province, come ente di governo del trasporto pubblico locale a organizzare gli autobus, le fermate, aumentarli, diminuire e così via. C'è stata gli steward, c'è stata una grandissima organizzazione. Quest'anno credo che, vista anche l'esperienza dell'anno scorso, riusciremo, mi auguro, a fare meglio. E poi sono convinto fondamentalmente che adesso che si cominceranno a vaccinare anche i più giovani e quindi gli studenti, si dovrebbe avere un arretramento, io confido, della pandemia, e quindi in qualche modo riusciremo sempre con il grande impegno che caratterizza un po' non solo i presidenti ma tutto lo staff delle province, che hanno dimostrato, permettetemi un inciso, quanto importanti sono le province come istituzione. Se penso alla Del Rio che voleva eliminarle, io non ci vedo la regione e lo Stato a organizzare il trasporto pubblico locale. È una cosa, sarebbe uno spreco, una cosa molto molto complessa e inefficiente, mentre con le province credo che la dimensione sia corretta, e pur rispettando la pandemia e pur essendo consapevole della difficoltà, però con il lavoro quotidiano a fianco alle aziende credo che riusciremo a trovare una soluzione, come peraltro, ripeto, è stata trovata lo scorso anno. Quindi voi siete pronti? Poi secondo me sì, ci stiamo. Allora, essere pronti cosa vuol dire? Vediamo che cosa esce ancora in questi 15 giorni, però il lavoro è stato fatto, il lavoro è costante, insomma l'attenzione c'è. E poi a tutta questa partita del TPL è collegata quella dell'edilizia scolastica, che è un'altra vostra competenza, Scalzotto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il governo, così diciamo, grazie anche al recovery, ha potuto mettere a disposizione alcune cifre importanti e le province si stanno muovendo di conseguenza, andando ad effettuare tutta una serie di investimenti che erano bloccati da tempo. Servirebbe un po' più di coraggio al governo e permettere un attimino delle assunzioni, perché noi per esempio come provincia di Verona abbiamo su una pianta organica di 600 dipendenti, Verona era stata virtuosa e ne aveva 440. Con la Del Rio siamo a 220. Che cosa significa? Pianta organica significa quello che è l'ideale dei dipendenti di una provincia. L'ideale sarebbero stati 600. Verona ne aveva 440, quindi faceva un 2/3 di quello che è il massimo consentito. La Del Rio li ha dimezzati, 220, e 220 sono obiettivamente pochi per gestire servizi scolastici, infrastrutturali per 1 milione di persone, vi ricordo. Quindi poi magari Belluno è più piccolina, ma il territorio montano dà delle specificità che sono assolutamente ostiche, e quindi servono le risorse, non sono solo i soldi che il governo in parte ci ha concesso, ma servono
anche le braccia e le teste che riescono a creare i progetti, certo, e a seguirli, perché poi ci perdiamo altrimenti con degli avanzi di bilancio importanti e le strade, non dico con le buche, ma che insomma necessitano delle manutenzioni, e così vale per le scuole. Non è soltanto... Manca questo passo. Vediamo cosa dice il Presidente Padrini, se è d'accordo. Tra l'altro Palazzo Piloni, che è sede della provincia di Belluno, se non sbaglio, Presidente Padrini, adesso è abbondantemente sotto i 100 dipendenti. E anche qui si pone un problema non solo di trasferimenti, ma anche di persone che lavorano, di competenze. Io sottoscrivo e risottoscrivo le parole di Manuel, proprio al 100%, condivido il suo pensiero, che è quello poi che condividiamo sempre quando ci troviamo noi presidenti. Lui ha proprio colto nel segno, nel senso che il problema più grande che noi province abbiamo in questo momento è legato proprio alla mancanza di personale, perché con la Del Rio di fatto e con l'obiettivo, secondo me sbagliato, di togliere potere alle province, forse addirittura anche l'obiettivo di toglierle totalmente, siamo andati incontro a un problema che stai un minuto a distruggere, ma poi ci vogliono anni e anni a ricostruire. Io mi ricordo che l'ho vissuta perché sono in provincia proprio dal 2014 e devo dire che a quel tempo c'era un fuggi generale, abbiamo perso dirigenti che sono andati in regione o in altri enti pubblici, perché nell'incertezza di poter proseguire la loro attività all'interno delle province se ne sono andati. Io adesso ho meno di 100, ne ho circa una novantina, ma sono in estrema difficoltà. Poi bisogna costruire anche un rapporto, perché alcune funzioni sono state spostate alla regione, quindi anche lì non è facile interloquire e trovare delle soluzioni insieme che possano essere, diciamo così, valide per entrambi gli enti. Cioè è una questione molto molto complessa, però come giustamente diceva Manuel, come si fa senza le province? Proprio nel tema del trasporto e dell'edilizia scolastica, cioè chi può essere in grado di gestire una situazione di trasporto pubblico come l'abbiamo vissuta noi in questo ultimo anno e mezzo, quando le percentuali dei ragazzi che potevano salire all'interno del pullman variavano, non dico di settimana in settimana, ma anche di mese in mese? Chi può seguire direttamente questa se non chi è vicino al territorio? Quindi le province, penso, ma mi auguro, ma lo vedo, diciamo, c'è stato un cambiamento radicale anche di tendenza da parte degli ultimi governi nei confronti delle province, dove sono state ridate delle risorse che prima non avevano, si sono un po' aperte le maglie delle assunzioni, però non è ancora sufficiente. Noi abbiamo bisogno, perché le nostre scelte possano essere, diciamo così, efficaci, avere, come diceva giustamente Manuel, il braccio operativo forte, e per avere un braccio operativo forte c'è bisogno di avere persone competenti e soprattutto persone che in questo momento noi in diverse aree non abbiamo. E correggetemi se sbaglio, una delle problematiche forse più attuali in questo momento riguarda lo smantellamento in molti casi, in molti enti, degli uffici di europrogettazione. E questo nei mesi in cui dobbiamo costruire e applicare un recovery plan che è europeo, o sbaglio Scalzotto? Assolutamente sì, cioè la possibilità di progettare è una possibilità, secondo me, che va colta non solo nel momento del bisogno. Cade Ponte Morandi, ci sono da fare dei lavori, ecco che allora si guarda all'interno degli enti se ci sono le strutture, le professionalità. In realtà il rapporto esiste 365 giorni all'anno tra l'amministratore, l'infrastruttura e l'utente, e quando tu hai degli uffici che possono seguire dall'inizio alla fine le lavorazioni, cioè non solo si guarda solo a fare la gara e a portare a casa il lavoro attraverso terzi. Io naturalmente comprendo bene, e non ha neanche senso che un ente come le province possa funzionare come una ditta privata, come un'impresa privata, ma e quindi approvvigionarsi di materie prime, eccetera, eccetera, e seguire tutta la lavorazione. Ma la progettazione è indispensabile, a mio avviso, perché si parte sempre da un concetto che è un preliminare, che è una bozza, poi vai a definirlo nel puntuale. Pensate solo a cosa significa costruire
una casa, un garage. E ora tutte queste difficoltà moltiplicate per che cosa? Per costruire una strada, per costruire un ponte. La progettazione secondo me dovrebbe essere così non solo data ma rafforzata come possibilità di lavoro per gli enti. E secondo voi, ultimissima battuta, ogni tanto se ne parla, il Presidente Padrin ha ricordato la riforma del Rio, correva l'anno 2014, ma appunto se ne parla ogni tanto, ritorneranno elettive le province, Padrin? Poi su Belluno c'è anche la partita della specificità montana e quant'altro, ma è un'ipotesi questa? Ma noi ci siamo sempre espressi che per il favore all'elettività della provincia, che possa tornare un ente di primo grado e non di secondo grado. Tutti i presidenti si sono espressi da questo punto di vista, però come dicevo prima, togliere si sta un minuto, ricostruire ce ne metti molto di più, quindi bisogna riprendere in mano la legge e modificarla. So che c'è in questo momento un disegno di modifica che però, da quello che ho visto, ho intravisto, non prevede l'elettività, ma di comunque dare al Presidente, che in questo momento è l'unica persona che poi firma e sottoscrive gli atti, una sorta di giunta e costruire anche un percorso politico anche diverso. Io dico la sincera verità, in questo momento in provincia sto lavorando con un gruppo di consiglieri di tutte, diciamo così, i partiti, e sto lavorando bene perché abbiamo fatto un patto di ferro dicendo che insieme cerchiamo di portare avanti quelle che sono i bisogni e le esigenze del territorio senza guardare il colore politico, e mi pare che stia funzionando questa modalità molto bene, e devo ringraziare sempre tutti i miei consiglieri, alcuni dei quali, anzi tutti, non percepiscono un centesimo, una lira, ma soprattutto chi non è sindaco poi non percepisce proprio nulla, perché percepisce solamente il gettone di presenza in comune da consigliere comunale. Quindi devo dire che io non posso che ringraziarli per tutto quello che stanno facendo, per la grandissima mano che mi stanno dando. Poi io sono convinto che le province potrebbero essere anche l'interlocutore diretto per alcune azioni legate al PNRR, soprattutto per la vicinanza che noi abbiamo al territorio. Però torniamo al problema di prima: senza personale non saremo sicuramente in grado di poterle gestire. Quindi prima l'operatività, poi semmai l'elettività. È inutile ritornare alla elettività con un ente sostanzialmente non operativo e non funzionante al 100%. Scalzotto. Io devo fare un complimento al Presidente Padrin, perché secondo me è vero che c'è stato un patto con i suoi consiglieri di tutti i diversi colori, ma credo che se le province funzionano bene lo si deve anche al Presidente, e conoscendo Roberto so che lui sicuramente avrà avuto la capacità di coinvolgere tutti e di portare al meglio la situazione. Da un punto di vista giuridico io invece mi dissento dall'ultima considerazione. Secondo me le province sono parte di un ordinamento giuridico complesso importante. Se noi io non sono un esperto di ordinamenti giuridici del Centro Africa, però permettetemi di guardare attorno all'Italia e vedo che Austria, Germania e Svizzera hanno il Landkreise, la Francia ha i départements, la Spagna ha le province, il mondo anglosassone ha le contee. Lo stesso Stato italiano è organizzato con gli aspetti locali, regionali e provinciali. Pensate all'ordinamento dei carabinieri, della Guardia di Finanza, Forze Armate, ma la scuola, i provveditorati. Allora, le province si è compreso che sono un tassello fondamentale. Noi dobbiamo immaginare un ordinamento giuridico come un edificio. Se chiedessimo ad un architetto che se sono più importanti le fondamenta, le mura o il tetto di un edificio, si metterebbe a ridere, perché senza quelle parti tra loro correlate l'edificio non esisterebbe o non servirebbe alla sua funzione. Allora, le province, ripeto, sono un elemento di un ordinamento giuridico importantissime, e credo che quando si dà il valore al popolo di esprimersi,
e quindi l'elezione diretta e il primo grado, automaticamente si deve anche riconoscere l'operatività, perché se aspettiamo di avere la funzione, le funzioni e l'organizzazione meglio per poi pensare lei dice non è l'approccio giusto. Come Padrin e Scalzotto magari sì che si impegnano così, ma guardate che è giusto riconoscere anche la professionalità degli amministratori, vero? Perché sta passando il messaggio un po' semplicistico, oddio che ricchi, oddio non fa niente. No, non è così. C'è gente che si impegna 28 ore al giorno, non 24, diciamolo anche le cose come stanno, che rischiano tantissimo e che ci mettono amore e sensibilità per i propri territori e i propri concittadini, ricevendo di solito magari 0 pacche sulla spalla e magari qualche post antipatico su Facebook. Allora facciamo le cose fatte bene, rispettiamo e salvaguardiamo le istituzioni con il giusto equilibrio nell'ordinamento, dando così premessa affinché persone per bene riescano poi a guidare un mezzo importante. Ecco che allora i cittadini ne hanno un beneficio generale. Presidente Scalzotto, messaggio forte e chiaro, 30 secondi a Padrin, solo una cosa velocissima, un aggiornamento. So, Presidente, che lei ha partecipato ed è ancora in corso, mi dice la Tiziana Bolognani, il comitato di sorveglianza di ACC, lo stabilimento di Mel, ne abbiamo parlato tanto. Com'è la situazione? Può dirci qualcosa o è prematuro? Non la voglio tirare per la giacchetta. È una situazione ovviamente di forte preoccupazione e disagio da parte dei lavoratori innanzitutto, ma anche di preoccupazione a livello istituzionale. Il ministro D'Incà ha preso degli impegni molto chiari, sta lavorando molto e da tempo su questa questione che non è di facile soluzione, insieme al commissario Castro, c'era anche l'assessore Donazan. Devo dire che dobbiamo cercare di restare uniti e cercare tutte le soluzioni che si possano trovare per cercare di far uscire da questo impasse questa azienda che sta fortemente soffrendo. Io sono preoccupato, questo è inutile dirlo. Ci sono delle interlocuzioni che in questo momento ci sono, è stata abbandonata la strada di Embraco, di quella, diciamo così, costituzione di quella nuova azienda. Certo. Che univa quella piemontese la nostra, e quindi ora si guarda a altre strade che sicuramente non sono facili, perché è un settore questo molto particolare, che ha dei costi alti e che ha poco valore nel prodotto dal punto di vista economico, non dal valore dal punto di vista tecnologico, che è molto molto alto. Quindi è una partita molto difficile. Abbiamo fatto un altro passo in avanti oggi e mi auguro che si possano fare nei prossimi giorni altri. Ovviamente tutti gli aggiornamenti questa sera nella cronaca di Tiziana Bolognani nella pagina del Bellunese. Io vi ringrazio, grazie a Manuel Scalzotto, Presidente della provincia di Verona, e a Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno. Buon lavoro, buon Ferragosto. Grazie davvero. Ciao Roberto. Arrivederci, ciao. Grazie, buon lavoro. E vi ricordo, prima di lanciare il meteo e di introdurre i nuovi ospiti, l'allarme AFA lanciato dall'ARPAV, che ha fatto sapere come nei prossimi giorni le temperature si porteranno sopra la media in modo anche significativo, fino ad arrivare ai 37 gradi in pianura. Una vera e propria ondata di calore, la prima di quest'estate, se si escludono episodi che sono durati non più di 2 giorni. Dopo la metà della settimana le massime quindi potranno portarsi da domani sui 34-37 gradi sulla pianura interna, minime intorno ai 21-23. Questo, unito al progressivo accumulo di umidità, determinerà condizioni di disagio fisico intenso per caldo afoso. Questa l'allerta dell'ARPAV. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per le prossime ore, poi ci ritroviamo qui in diretta con nuovi ospiti e nuove storie dal nord-est. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Previsioni per mercoledì 11 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sulle zone alpine e prealpine al pomeriggio. La probabilità di precipitazioni nel pomeriggio è scarsa e riguarda le zone montane con rovesci o temporali e quelle prealpine con fenomeni meno intensi. Le temperature sono in generale aumento, minime comprese tra 17 e 21 gradi, massime tra 30 e 35 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con eccezione di qualche annuvolamento sulla zona alpina, che non dovrebbe però dare luogo a precipitazioni. La previsione è di una giornata di bel tempo, con un progressivo aumento delle temperature, minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 32-33 gradi. Parzialmente nuvoloso il cielo di domani in Trentino Alto Adige, dove annuvolamenti sono previsti all'estremo nord della regione sui rilievi. Nuvolosità più marcata nella zona di Bolzano, in diradamento nella provincia di Trento. 17 gradi la temperatura minima, massime tra i 32 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Di nuovo in diretta per proseguire il racconto della nostra giornata e vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale, il dramma che si è consumato questa mattina a Lughignano di Casale sul Sile. Abbiamo anche le immagini della nostra Lina Paronetto, uno scontro frontale tra due auto sulla strada principale. Ci sono diverse donne ferite, 3 donne ferite e 2 bambine piccole. Una in particolare è in pericolo di vita al Cafoncello. Ovviamente se abbiamo aggiornamenti nel corso di questa diretta ve li daremo come al solito, altrimenti questa sera a partire dalle 19:30 per il telegiornale di Treviso l'ennesimo incidente nella Marca trevigiana, l'ennesimo incidente in Veneto, drammatico sostanzialmente, perché nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di tanti drammi. Poi ieri sera un motociclista di 35 anni che ha perso la vita sui Colli Berici. È un'escalation, una vera e propria escalation che pone il tema della sicurezza stradale. Ma do il benvenuto ai miei 2 nuovi ospiti: Fabio Chies, candidato a sindaco a Conegliano, Forza Italia. Buongiorno Chies. Buongiorno a tutti. E buongiorno a Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Fratelli d'Italia. Buongiorno Della Pietra. Buongiorno a tutti. Questa è anche l'estate, è una lunga estate da tanti punti di vista, ma lo è anche sul fronte elettorale, perché sono tante le amministrazioni che vanno a rinnovo. La partita principale in terra di Marca è quella di Conegliano, la città del Cima, dove diciamo si è aperta una campagna elettorale senza esclusione di colpi, ma ne vedremo ancora delle belle, Chiesa, mi sa. Ma penso che siamo solamente all'inizio, tra l'altro una campagna elettorale che si svolge in un periodo anomalo per le campagne elettorali, perché agosto sicuramente e settembre, visto che si voterà il 3 e 4 ottobre, non sono i mesi di solito più indicati per una campagna elettorale, e forse anche il caldo aiuta, insomma, qualche diatriba un po' troppo esagitata. Sicuramente è una campagna elettorale interessante. Nella Marca sono 8 i comuni che vanno al voto e Conegliano è il comune più importante anche a livello numerico, è la seconda città della provincia di Treviso. Tra l'altro ci portiamo dietro anche un'interruzione del mandato precedente anomalo, in cui alcuni consiglieri sono andati dal notaio, hanno firmato le dimissioni, per cui è decaduta l'amministrazione da me guidata dopo 3 anni e mezzo di mandato in pieno periodo Covid, e ci troviamo in questa campagna elettorale in cui ci si porta dietro anche sicuramente alcuni screzi che ci sono stati. Lei però non si è mai dato per vinto, perché insomma la sua amministrazione è finita in modo anomalo, ne abbiamo parlato e scritto a lungo, con un clima anche dai lunghi coltelli, inutile negarlo, però lei è andato avanti per la sua strada.
Ma guardi, io innanzitutto ritengo che ognuno ha il proprio stile, ognuno ha il proprio modo di fare politica. Non mi appartiene sicuramente il fatto di urlare o agire in maniera sconsiderata. Noi siamo delle persone che hanno ben in mente qual è il futuro per la nostra città. La nostra è una città meravigliosa, diventata tra l'altro patrimonio dell'UNESCO con le colline Conegliano Valdobbiadene, una città dalla grande imprenditoria e una città vocata all'allargamento massimo rispetto a una città che deve guardare al futuro con serenità, perché un futuro non solo provinciale ma nazionale e internazionale. Questa è la nostra vocazione, abbiamo fatto molto in questi 3 anni e mezzo. Solo nel 2020 abbiamo ottenuto 6 milioni di euro di contributi, ci sono cantieri importanti che sono partiti in questi mesi, altri che si sono conclusi. Ricordo una Colombo Est, per chi conosce Conegliano, una strada che da 30 anni doveva essere fatta, l'abbiamo presa per mano 3 anni fa, non c'era neppure il cantiere, l'abbiamo portata a conclusione. Abbiamo avviato dei cantieri importanti in centro, alla caserma Marras, dove l'acquisto era stato fatto oltre 20 anni fa e non era mai iniziato il cantiere. Abbiamo spostato il comando dei vigili urbani facendo un nuovo comando. Per cui diciamo tanti lavori in itinere, tanti lavori conclusi, tante cose ancora da fare e come diceva lei sempre con molta serenità. Abbiamo concluso in questo modo, però gran parte di coloro che hanno fatto l'esperienza amministrativa insieme a me hanno deciso di continuare la strada maestra, altri partiti che erano nella coalizione insieme a noi hanno preso una strada differente dalla nostra, c'è massimo rispetto per loro, ma noi siamo anche convinti, ripeto, che la strada maestra, quella che stavamo intraprendendo, quella che aveva cambiato il corso di Conegliano negli ultimi 20 anni, fosse la strada giusta. Altri partiti, lei li cataloga così, ma in realtà sono partiti di peso, quindi Lega, Fratelli d'Italia, insomma è un pezzo importante del centrodestra. Diciamo che nella città del Cima, ma non solo, perché in altre città della Marca sta succedendo questo, il centrodestra si presenta diviso. Ma diciamo perché che questa divisione, nel senso, nel suo caso, nel caso della sua amministrazione uscente, ci sono stati ovviamente dei dissidi, ma questo si registra un po' a livello generale. C'è una crisi di identità del centrodestra per caso? Io non penso, perché a livello provinciale, diciamo, a parte Conegliano, negli altri comuni ci sono dei dissapori interni ad alcuni partiti che forse, visto anche le dimensioni che avevano raggiunto, hanno voci e dinamiche interne differenti, ma tra partiti e centrodestra grossi problemi non ci sono. È vero che ogni comune fa storia a sé, è vero che a Conegliano, tra l'altro, la caduta della mia amministrazione non dipendeva da problemi tra i partiti di maggioranza, ma dipendeva da questioni legate a scelte personali di alcuni consiglieri comunali. È stato poi nell'avvicinamento a questa tornata elettorale che le strade sono state differenti. Noi abbiamo puntato su programmi chiari, abbiamo elaborato insieme a un'ottantina di amici dei programmi importanti per la città, abbiamo visto chi stava e chi convergeva intorno a questi programmi, abbiamo messo per la prima volta al centro, ripeto, le idee per la città e non i partiti. Ci hanno seguito su questa strada molti amici, tant'è che ci presenteremo con 3 liste, di cui una di partito e 2 liste civiche. È la prima volta che una proposta del genere viene fatta. Insomma, siamo fiduciosi, siamo convinti dei nostri mezzi e, ripeto, altri partiti che erano assieme a noi nella scorsa tornata amministrativa hanno preso strade diverse, gli auguriamo buona fortuna. La lotta di Davide contro Golia, lei che sentore ha? Nel senso che appunto comunque la sua figura è molto nota, è stato sindaco, anche amato, però dall'altro lato c'è una corazzata di 2 forze che comunque hanno un peso elettorale importante, un Garbellotto sostenuto da Zaia, Fratelli d'Italia. Ma qual è la sua carta? Ma sinceramente io mi preoccuperei più al posto loro che al posto mio. Non so quale sia Davide, quale sia Golia, questo lo diremo il 3 e il 4 ottobre. Dai sondaggi che abbiamo sicuramente non siamo indietro rispetto agli altri, anche perché il radicamento sul territorio poi è un radicamento importante. Non tutti i partiti poi sono così uniti, diciamo, mentre noi abbiamo una compagine molto unita, come ho detto prima, sui programmi, che tra l'altro porta con sé anche alcuni personaggi caratteristici e storici della destra coneglianese, per cui la gran parte della destra coneglianese sta assieme a noi. È una bella lotta secondo me e, ripeto, mi preoccuperei di più al posto degli altri. Quindi Ferragosto l'insegna della massima tranquillità, serenità. Assolutamente sì. Cioè, chi è conscio poi del proprio radicamento sul territorio sa anche che Conegliano è una città che ama essere governata dai coneglianesi
Io vedo che quando parliamo noi parla solo gente che abita a Conegliano, quando parlano gli altri partiti vedo parlare tante persone ma poche che abitano a Conegliano, per cui un ragionamento me lo farei. Venendo più nello specifico nel programma, ecco, quali sono i tasti che suonerà principalmente in questa estate elettorale? Ci dica le 3 priorità. Ma io l'ho detto alla presentazione della mia candidatura, dove tra l'altro è venuta moltissima gente e questo mi ha fatto piacere, anche gente normale che aveva piacere di assistere alla presentazione. Noi dobbiamo renderci conto di una cosa, dobbiamo avere uno sguardo ai grandi programmi per la città, e sono quelli di cui parlavo prima: l'internazionalizzazione della città, la capacità di attrarre persone che vengano a visitarla, e questo si stava facendo in questi anni. Mi dispiace per il Covid che è un po' bloccato, ma insomma la situazione era molto positiva. Dobbiamo renderci conto però che usciamo da una pandemia nella quale le problematiche che ci troveremo di fronte e le problematiche che i nostri servizi sociali si troveranno ad affrontare sono problematiche che fino ad oggi non abbiamo mai vissuto. Io ho parlato con i nostri uffici e ho detto una cosa: dovete essere in grado di reinventarvi completamente, perché dovete confrontarvi con delle patologie che fino ad oggi non avevamo avuto, per cui anziani che sono rimasti soli, giovani che hanno vissuto 1 anno e mezzo a casa. La grande priorità sarà questa: assistere i nostri cittadini, starli vicino giorno dopo giorno come abbiamo sempre fatto. Questo da un lato, dall'altro finire le grandi opere per la città, iniziare a completare la tangenziale sud, perché un altro grosso problema di Conegliano è sicuramente la viabilità e il traffico, ma soprattutto, ripeto, sociale, scuola e cultura. Cioè noi dobbiamo fare in modo di far crescere i nostri cittadini nella consapevolezza di essere una grande città, come vediamo dalle immagini, una città meravigliosa, ma una città che deve essere vocata al turismo e all'accoglienza. E si parla tanto di sicurezza in questi mesi, guardando a Conegliano, perché sono successi alcuni episodici. Ricordiamo tutti quella mega rissa in piazza Cima la primavera scorsa, quando volarono sedie, tavolini, e lì si pose in maniera abbastanza forte il problema sicurezza per la città. Ma guardi, quella è una ferita che purtroppo fa fatica a rimarginarsi per una città meravigliosa come la nostra. Sicuramente è una città che non ha problemi di sicurezza, però nella quale bisogna attenzionare sempre più quelle che sono le situazioni. Ricordo che noi in 3 anni e mezzo abbiamo assunto 8-9 vigili del fuoco, abbiamo fatto il nuovo comando dei vigili urbani proprio perché abbiamo sempre ritenuto che la sicurezza fosse una priorità. Perché una cosa è parlare di sicurezza, un'altra è farle le cose. Noi le abbiamo fatte, tra l'altro, come avete visto, sia in quel caso sia nel caso che è avvenuto 2 anni fa di fronte alla stazione, sono stati identificati immediatamente tutti coloro che hanno compiuto questi atti, proprio grazie al potenziamento delle telecamere, che è una delle azioni che oggi devono essere fatte sia come prevenzione sia come deterrente. Il problema principale di questo Stato non è tanto individuare le persone, è la certezza della pena, perché noi ci troviamo che degli animali, perché altro termine non si può usare, come quelli che abbiamo visto durante questa azione, io mi auguro bene che rimangano per molto tempo lontani non solo dalla città ma lontani dall'essere liberi, perché altrimenti se le nostre forze dell'ordine riescono a individuare queste persone, riescono a portarle in caserma e poi queste vengono rilasciate immediatamente, sicuramente non risolveremo il problema. Ecco, queste sono le immagini, ringrazio Italo Morao e Andrea Basso, le immagini che hanno fatto davvero il Giro d'Italia, guerriglia urbana, non ci sono altri termini per definirle. E quindi insomma anche il tema della sicurezza sarà centrale in questa estate elettorale, non potrebbe essere altrimenti. Anche però dobbiamo pensare che la sicurezza vuol dire anche la capacità di non emarginare nessuno. Noi dobbiamo fare un grande lavoro, perché non possiamo pensare di militarizzare le città, perché non siamo in grado di farlo. Dobbiamo cercare di integrare il più possibile chi vuole essere integrato e allontanare le persone che non vogliono integrarsi. Questi sono i 2 capisaldi sui quali bisogna lavorare, per cui molto sul progetto giovani, molto sul progetto di inclusione, però massima severità con chi le regole non vuole rispettarle. Della Pietra ha sentito le parole di Chies, candidato di Forza Italia, e rigiro la domanda anche a lei. Il centrodestra in vista delle amministrative 2021 è troppo diviso? Ma io credo che sia diviso dove non si è riusciti ad instaurare, ad intavolare un dialogo che potesse portare a un qualcosa di univoco.
E tra l'altro, mutatis mutandi, l'anno scorso lei ha vissuto una situazione abbastanza analoga. Ci stavo anche arrivando, infatti io non sono qua sicuramente a far baruffa, ecco. Però Fabio è venuto, parlava che gente del paese che parla, lui è venuto a Spresiano a fare l'endorsement contro di me. Quindi io potrei dire, guarda, non vedo l'ora di andare a fare l'endorsement contro Fabio. Invece, siccome non me ne frega niente di fare... No, ma se il risultato fosse lo stesso... ma infatti io ti auguro che non sia lo stesso, allora ti dico così. No, adesso, a parte tutto... allora, ci sono delle logiche che secondo me probabilmente forse non sono io in grado o non voglio capirle, ecco. Per cui anch'io auguro buona fortuna chiaramente a Fabio, però... Dal canto nostro non abbiamo paura di nessuno, ecco. Io sì, posso dire che sono forse quello che il caso più strano, ecco, da questo punto di vista qua, non ho problemi a dirlo. È vero anche che comunque con il nuovo corso, soprattutto della Lega Trevigiana, io non ho paura e non ho nessun problema a dirlo, che al netto del mio partito, io sono di Fratelli d'Italia e ci sto benissimo, però devo dire che si è instaurato un dialogo e una forma di scambio che è sicuramente molto, molto positiva. Usare il termine positivo in questo periodo qua è sempre, però così è di fatto, e quindi credo, ecco, che ci siano tutti i presupposti per fare bene assieme. Sono onesto, a me un po' dispiace, perché se si fosse trovata, ecco, una linea, magari anche con Fabio, poteva venire fuori qualcosa perché è strano anche sentir dire sì, parte della coalizione è andata via, sì, ma erano in coalizione appunto con te, per cui sì, spiace, ecco, che non si sia forse raggiunto. Poi d'altro canto è vero anche quello che diceva prima, che all'interno degli stessi partiti, non tanto il mio, c'è un po' di maretta, un po' tanta, e lì però io non entro in casa d'altri, perché è vero, prima si parlava magari più della Lega, però credo che Fabio possa dare atto anche del fatto che, insomma, anche in Forza Italia qualcosa che non vada proprio dritta c'è, perché mi pare che anche appunto la situazione nella quale parlava prima dei consiglieri che sono andati al notaio, c'era anche qualcuno, mi pare, no, dello stesso partito di Fabio. Poi diciamo che più in generale le amministrazioni, le elezioni amministrative locali ci insegnano che le geometrie sono sempre molto variabili. Sì, però è anche vero che sì, si può variare finché si vuole, però a un certo punto bisogna anche, no, tenere bene il timone. Io sono convinto che comunque vadano le cose, siano destinati ad appianarsi, ecco, questi io me lo sento, ma me lo sento proprio nell'aria. Spiace, ecco, che poteva essere Spresiano il caso, no, unico, e invece vedo che si sta allargando. Villorba, per esempio, io anche lì non ci metto bocca, perché poi sono anche confinante no, ma o che sono diventato democristiano io, ma no. Allora, quando si fa amministrazione, quando si fa un po' di politica anche, magari si comincia, ecco, a essere meno impulsivi. Io 5 anni fa ero sicuramente magari più televisivo da questo punto di vista, perché, no, però in realtà sì, ci sono delle dinamiche all'interno dell'amministrazione, non solo politica, attenzione, perché appunto la politica, sì, io seguo il partito, certo, ma ci sono proprio delle dinamiche amministrative in amministrazione che magari la gente comune, dico comune, ma la gente che non fa amministrazione, ecco, fatica a comprendere, e quindi ci sono degli equilibri interni che, cioè, ragazzi, siamo persone tutti quanti, quindi può esserci lo screzio, l'antipatia, che andando per le lunghe crea delle dinamiche amministrative che spesso non coincidono con quelle politiche. Prima parlavamo della Lega, è innegabile che all'interno della Lega ci sia una discrepanza tra visioni, per esempio sul Green Pass, sul vaccino e quant'altro. Prego. Mi pare che comunque, leggevo il giornale stamattina, sia stata presa una linea piuttosto marcata, sia dal sindaco di Treviso che dal commissario, che da Boff, e quindi mi pare che appunto si sia spinto, certo, a favore del vaccino. Quindi la linea del partito mi pare che sia chiara.
Poi dopo c'è chi, no, scusate, sorrido perché fatalità sono parte di quelli che anche l'ultima volta che si era parlato di Della Pietra, no? Al Lanci Trevigiano aveva lanciato gli strali. C'è chi va contro dicendo sì, però non sono andato contro. No, io non mi vaccino, ma non spetta a me parlare, ecco, io parlo dei miei e non parlo degli altri. Però fa sorridere che sia sempre, no? Così. Queste diverse sensibilità su temi così cruciali, Green Pass, vaccinazione, pongono un problema di compatibilità che... Guardi, secondo me, per quello che penso io sul vaccino, sul Green Pass, non ci dovrebbe essere nessuna divisione, soprattutto usciamo da una pandemia, usciamo da una situazione sanitaria mondiale devastante che ha avuto ripercussioni e che avrà ripercussioni di carattere economico e sociale. Per cui dovremmo oggi più che mai spingere su una vaccinazione di massa come si sta facendo, senza se e senza ma. E vedo purtroppo molte persone che in nome di una democrazia che non è assolutamente democrazia ma che è solo demagogia, la volontà comunque di voler apparire in ogni caso, dicono tutto il contrario di tutto. Noi oggi l'unica cosa che dobbiamo fare è vaccinare velocemente tutti quanti, essere in grado di riprendere la nostra vita a livello, ripeto, economico e sociale e soprattutto non disorientare le persone, perché anche col Green Pass devo dire che c'è stato un grande disorientamento. Io ho parlato con ristoratori, incontro tutti i giorni delle persone, soprattutto adesso in campagna elettorale, e mi dicevano: allora Fabio, non è possibile perché noi stiamo perdendo tutte le famiglie, in quanto il Green Pass ci vuole dai 12 anni in su e noi abbiamo i ragazzi dai 12-16 anni che non sono vaccinati, non hanno Green Pass, le famiglie non vengono più a mangiare. Per cui dobbiamo stare attenti a queste cose, perché uno Stato serio è uno Stato che mette delle regole, le fa rispettare, però mette delle regole che possano essere capite ai cittadini, perché tu non puoi pretendere che un cittadino rispetti delle regole quando non riesce a capire il perché queste regole vengono fatte in questo modo. Per cui solo questo io chiederei al governo, di mantenere il pugno duro sui vaccini, estendere l'obbligo dei vaccini a tutti coloro che lavorano nel mondo sanitario, perché non è possibile pensare che chi lavora e si deve prendere cura della nostra salute sia il primo che magari si permette di non vaccinarsi, e soprattutto regole chiare, perché anche nei ristoranti Maria deve entrare con Green Pass e non so se chi lavora in cucina o chi mi sta servendo al Green Pass o si è vaccinato, perché in nome delle privacy non posso chiederglielo. Queste sono le assurdità, come se io vado nelle case di riposo, mi chiedono il Green Pass o il tampone per entrare e magari chi ci lavora dentro non è tenuto, sempre in nome di una privacy che io ritengo che in un momento di pandemia non debba esistere, perché o siamo in un momento di emergenza nazionale e allora viene un po' meno la privacy, oppure non siamo in un momento di emergenza sanitaria e continuiamo con le regole normali. Tra l'altro, a proposito di chiarezza, c'è questa circolare, ne abbiamo parlato, del Viminale, che non so quanto bene stia facendo, nel senso stiamo raccogliendo gli umori, sto registrando questo senza nessun tipo di giudizio. Che cosa dice questa nota del Ministero? Che la verifica quindi sul Green Pass e poi sul documento di identità si rende necessario nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Quindi l'esercente, l'operatore, chiede l'esibizione del Green Pass, il Green Pass viene esibito ma c'è un'incongruenza, quindi nel momento in cui... L'esempio più facile è quando leggi il nome di un uomo e te lo presenta una donna, ecco, tanto per... Esatto. Sì, oppure la questione anagrafica, che ti presenta un Green Pass di una 17enne. In questo caso, quando sorge questo dubbio, si può chiedere, ma anche questo è un po' pericoloso. No, è pericolosissimo. Potrebbe legittimare anche degli abusi, tra virgolette. Io l'ho detto da subito che questo era il pericolo al quale andavamo incontro, il fatto che non fosse chiaro. Ora è da 1 anno e mezzo che escono decreti poco chiari che necessitano di circolari successive per essere spiegati. Io sono d'accordo con Fabio su quanto detto precedentemente, cioè diteci cosa dobbiamo fare, chiaro, quello da fare, punto. Però anche il fatto che mi si dica che il pubblico ufficiale, no, può fare il controllo, adesso si parla di controlli a spot, no? Non c'è comunque una certezza neanche da quel punto di vista là. Noi
capite bene che per le manifestazioni pubbliche nostre abbiamo delle difficoltà. Adesso è uscita una circolare, o adesso non so se sia una circolare o se sia, no, una FAQ, perché adesso ci sono tutti hanno imparato a conoscere, no, le domande acronimo che vengono fatte, esatto, no? Non fare battute. No, assolutamente, infatti ho utilizzato la parola acronimo per perfetto. questo. No, però sul sito del Ministero, dove si parla di Green Pass, si chiede in ordine alle sagre paesane che hanno più varchi d'ingresso e costituirebbero un problema se dovessimo far esibire il Green Pass a tutti. Allora si scavalla la cosa dicendo che l'organizzatore è, come dire, escluso da eventuali colpe qualora vi sia una cartellonistica che dica che all'interno della manifestazione possono entrare solamente coloro i quali sono in possesso del Green Pass. Quindi si parla di cartellonistica in questo caso. Per noi è un salvavita questo. Certo. Ma caspita, me lo dici, oggi siamo l'11 di agosto, perdonatemi, è almeno 3 settimane che si parla che al 6 agosto sarebbe uscito, oggi riusciamo un po' a vedere qualche spiraglio. Poi dopo arrivano queste circolari qua che tra l'altro, scherzando stamattina con qualche collega sindaco, abbiamo detto che probabilmente il correttore automatico del Ministero non funziona perché ci sono degli uno al posto delle L, cioè una cosa simpatica scritta, che pare scritta proprio di corsa, quasi per esempio, quello qua, diversamente dalla prima, tale verifica non ricone diciamo, ci sono delle cose sì, proprio probabilmente scritta anche in velocità, non so a che orari. Vabbè, è Ferragosto per tutti, no? Sì, ricollegandomi un attimo e chiedo scusa se porto via ancora qualche secondo. Prego. Però credo che entrambi qui siamo testimoni, no, di cosa voglia dire aver vissuto con il Covid, al netto che magari Fabio l'ha preso in maniera un po' più dura rispetto a me. Certo. Però ecco anche tutta la parte psicologica, tutto il fatto quindi credo che non possano esserci testimonial migliori, ecco, oggi per dire effettivamente dai, sconfiggiamolo e andiamo via dritti, bisogna andare via dritti, cioè c'è poco da fare, altrimenti non ne veniamo più fuori. Allora, su questo, sul tema del Green Pass e della vaccinazione, si è espressa nelle scorse ore la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che appunto è andata giù in maniera molto forte sul tema. Sentirei, se è possibile, dalla regia Giorgia Meloni. Arriva. Il tema dell'obbligo vaccinale è tutt'altra questione. Io sono contraria all'obbligo vaccinale, credo che il modo più serio di fare una campagna vaccinale seria sia informare le persone, dare loro sicurezza, fare una campagna trasparente, cioè tutto quello che non abbiamo visto da parte delle istituzioni. Però sicuramente quello che sta facendo il governo italiano è ancora peggio, perché si introduce con il Green Pass un obbligo vaccinale di fatto senza assumersi la responsabilità di introdurre l'obbligo vaccinale. E sa perché? Perché per la legge italiana, se lo Stato mette l'obbligo vaccinale, si assume le responsabilità dei rischi e indennizza. Mentre quando noi andiamo a fare il vaccino, firmiamo uno scarico di responsabilità. Io non credo che sia un modo serio di affrontare la campagna vaccinale. Quindi un obbligo vaccinale mascherato, sostanzialmente. E aggiungerei un altro tassello, perché in questi giorni se ne parla a livello regionale e poi nazionale, no? Il tampone a pagamento, perché il tampone è diventato a pagamento per motivi personali, per motivi di lavoro, quindi diciamo che la fascia del pagamento è stata ampliata alla stragrande maggioranza delle ipotesi. Si dice sostanzialmente in questo momento costa di meno fare un vaccino che effettuare un tampone. Il vaccino si fa una tantum, c'è ancora questo dubbio sulla terza dose, il tampone invece deve essere fatto stando alle regole del Green Pass ogni 48 ore, quindi della pietra. Sì, arriviamo al discorso di prima sostanzialmente. È oggettiva la cosa, sì. È vero anche che, come diceva il nostro governatore ieri, se non si mettono a pagamento il sistema non regge, quindi sì, bisogna arrivare a quello. Poi forse è anche un modo appunto per incentivare la vaccinazione, anche se
Ho visto che degli ultimi 1000 posti, leggevo stamattina, ci sono stati solamente 5 prenotazioni, no, per il Vax Day. Sì, diciamo che è in corso, sì, ieri hanno lanciato questo appello. Però ecco, anche il fatto... dico a chi ovviamente a casa, parliamo dell'hub di Villorba che tiene aperti i battenti. Che diceva, scusatemi, domenica 1 agosto, e ci sono questi 1000 posti a disposizione. Ma era per far vedere che no, certo, sei sul pezzo. È assolutamente informatissimo. No. Io vedo, allora, la cosa che a me dispiace, e comunque ha ragione Giorgia Meloni quando dice che quando fai firmare quel consenso lì ha creato molta diffidenza, è oggettivo. È strano anche vivere in Veneto. Ricordiamo che il Veneto è stata forse l'ultima regione a rendere obbligatori i vaccini. Era sempre stata contro l'obbligatorietà dei vaccini, no? Quindi, però su questo vaccino qua stiamo spingendo molto, no? Ma è un bel rebus, a me spiace, no, ma quello che stavo dicendo è che spiace che non ci sia stata una presa di coscienza. Poi a me sembra talmente semplice e banale la cosa, da un certo punto di vista, dico bene, c'è chi non può vaccinarsi, attenzione, e quella è una fascia. Certo. C'è chi non vuole vaccinarsi perché magari ha delle perplessità, e ci sta anche questo, Però allora dico, bene, tu non vuoi vaccinarti, benissimo, per accedere nei locali, per fare la vita, diciamo, normale, una bella FFP2, te la cambi ogni 8 ore e vivi con quella. Rispetti gli altri rispettano la tua scelta, e ma veniamo, vabbè, ho capito, però sarebbe secondo me abbastanza semplice quella cosa. Non ho mai sentito nessuno dire una cosa del genere. Mi pare francamente strano. Chies, lei è per l'obbligo vaccinale? Ma per alcune categorie sicuramente. Poi ha ragione Marco, cioè alcune volte ci sono delle persone che legittimamente hanno delle perplessità, però queste persone hanno delle perplessità, ma devono pensare che il vaccino non fa bene solo a noi stessi, fa bene anche agli altri. C'è una questione di rispetto, no? Io rispetto le tue idee, però non puoi mettere in pericolo la mia salute, cioè le rispetto, però non puoi fare la vita comune che fanno gli altri, cioè non puoi pretendere di andare al ristorante, non puoi pretendere di fare quello che fanno le altre persone. Certo, sembra una ghettizzazione, ma non lo è, cioè è la capacità di una società di mettere al sicuro le persone che vivono in questa società, per cui se c'è un vaccino, come da piccoli abbiamo fatto i vaccini rispetto ad altre cose, nessuno si è mai chiesto il motivo, ma penso che Marco abbia portato le bimbe a fare le vaccinazioni normalmente, come hanno fatto tutti i nostri genitori, o come sotto Naia quando si andava alla visita di leva una bella puntura te la facevano e nessuno si lamentava. Oggi diciamo che in nome di una democrazia che, ripeto, come ho detto prima, diventa demagogia nel momento in cui si parla solamente perché si ritiene opportuno prendere una certa posizione, ma non si pensa a quali siano gli effetti. Questo non va assolutamente bene. Ci sono delle fasce che vanno tutelate, si diceva delle persone che non possono fare il vaccino, certo. E anche per tutelare queste bisogna che noi ci vacciniamo, perché più ci vacciniamo noi, meno mettiamo in pericolo queste persone, più ci avviciniamo all'immunità di gregge, più permettiamo anche che queste persone possano muoversi liberamente, per cui il vaccino, ripeto, non è una scelta solo per noi stessi, ma è una scelta anche per tutelare gli altri, e penso che questo sia l'unico modo possibile. Tutto il resto diventerebbe caos, e nel caos non usciremo mai da una situazione pandemica nella quale siamo finiti da 1 anno e mezzo e, ripeto, non abbiamo ancora visto la fine del tunnel. Vediamo una luce in fondo al tunnel che speriamo sia l'uscita vera e propria, perché il nostro Paese non è in grado di sopportare una crisi economica di questo tipo e, ripeto, dobbiamo ancora vedere tutta la coda delle situazioni sociali che si verranno a creare e dei disorientamenti che le persone avranno nei prossimi anni, per cui dovremo metterci nelle condizioni di far ripartire il Paese per poter seguire anche queste persone. Tra l'altro, ecco, non c'è l'obbligo vaccinale, questo lo ribadiamo, ma ci sono tanti elementi che portano ovviamente a promuovere la vaccinazione. C'è stata un'ulteriore accelerazione nelle scorse ore da parte del commissario Figliuolo, ne abbiamo parlato poco fa, dal 16 di agosto vaccini senza prenotazioni ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, è quanto scrive il commissario Figliuolo alle regioni, quindi teoricamente da lunedì i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno presentarsi ai Vax Point senza prenotazione
condizioni e farsi vaccinare. È chiaro che qui l'intenzione è quella di riaprire l'anno scolastico in sicurezza, e così chiedo a Vivian Moro, che è assessore all'istruzione del comune di Roncade. Buongiorno Moro, fa bene il commissario Figliuolo a chiedere questo alle regioni? Buongiorno a tutti. Allora, sono entrata in corsa nell'argomento. Sicuramente diciamo, c'è adesso secondo me è data una possibilità per vaccinare i ragazzi che onestamente sento, per quello che ho potuto aver modo di parlare con loro anche in queste settimane, li sento molto più convinti di tante altre categorie. Mi risulta che insomma la categoria che è meno propensa in realtà a vaccinarsi sia quella sopra i 50 anni. Dei ragazzi diciamo in età appunto delle scuole superiori prevalentemente ho sentito una certa anche voglia di in qualche modo entrare a far parte della campagna vaccinale, perché viene percepita come un impegno che ognuno di noi mette a disposizione di una necessità e di un momento di bisogno. Ecco, io sentivo anche prima rispetto alle domande, allora non trovo mai bello, ecco, che si arrivi ad un obbligo vaccinale, qualsiasi sia il vaccino. Di fatto però è evidente che in questo momento per alcune categorie ci stiamo molto avvicinando, è diventato appunto quasi un obbligo. Certo è che in periodi come questi, che sicuramente non sono in periodi normali, quindi siamo comunque in un periodo di deroghe per molti motivi diversi, ritengo che certe categorie, specialmente di chi per esempio eroga dei servizi pubblici, sia in qualche modo necessario spingere per fare in modo che la campagna abbia la più alta adesione possibile. Credo che lo sia più che altro per il fatto che tolto comunque il bassissimo numero di casi in cui ovviamente non vi può essere la vaccinazione per ragioni di salute o altre, tolto la bassissima percentuale di coloro che sono Novax a prescindere, diciamo, secondo me c'è ancora un margine di persone con cui si può in qualche modo, convincendole, cercare di spiegare le ragioni e di portarli insomma ad effettuare la campagna vaccinale, perché io ritengo, cioè non io, insomma, penso possa essere senso comune che un altro anno tra chiusure, ristrettezze, bonus, indennizi, che poi non lo sono mai veramente, cioè francamente non... Diciamo la pelle d'oca solo a pensarci, questo è il fatto. Sì, a pensarci, diciamo da un punto di vista di rimanere ancora chiusi in casa, ma anche rispetto proprio a un sistema economico, comunque sia un paese che deve tenere i suoi conti pubblici bene o male in una situazione per poter garantire il futuro ai ragazzi, perché chiaramente la spesa di oggi la pagano le future generazioni, è sempre questo il discorso. Quindi da questo punto di vista, ecco, ritengo che sia bene ricordarlo. E, tra l'altro, ecco, Moro diceva una cosa importante che è stata detta nei giorni scorsi e confermata anche dai sanitari delle varie ULS. C'è un quasi maggiore interesse da parte delle nuove generazioni rispetto alla fascia dei cinquantenni. Tra l'altro, proprio a livello empirico, lo dico, avendo appunto frequentato e in qualche modo raccontato anche alcune manifestazioni di piazza di questi giorni, i manifestanti sono no vax, no pass, soprattutto cinquantenni, sessantenni, quindi c'è una divergenza anche generazionale della pietra. Lei come la vede? Io sono giusto, visto che è in una fascia, giusto in mezzo, dal suo osservatorio l'ha fatta apposta. Giovane, non giovane. Giovane, non giovane. Ok, ecco, perfetto. Saluto Vivian, che tra l'altro anche lei ha... Lei è giovanissima ancora. No, ma ha conosciuto anche lei, no, la problematica Covid. Lei no? penso sia stata... Ciao. Vado a memoria perché abbiamo stalkizzato entrambi. Il Fabio Chies penso sia stato il primo amministratore, il primo, sì. la seconda la Vivian Moro.
non è una corsa questa. Poi io sono arrivato lungo io. Infatti, è stato un grande exploit. Esatto. È un primato che cedo volentieri. Però insomma questo per dire che nel senso che si può prendere anche con tutte noi le precauzioni, credetemi, appunto. a livello di amministratori forse eravamo ancora più attenti, no? Certo. Eppure siamo stati capaci di prendere lo però stesso. un amministratore pubblico è ovviamente ma anche lì vedi la forza. Lasciatemi spezzare una lancia nei confronti di tutti gli amministratori pubblici. Cioè la forza nostra è stata quella di non interrompere nulla neanche durante la pandemia, e credo che questa sia una cosa da riconoscere a tutti quanti, al netto dell'appartenenza politica piuttosto che altro, no? Noi abbiamo continuato comunque a stare tra la gente, anche perché in questo momento qua la gente aveva ancora più bisogno di noi. Anche perché dimentichiamo velocemente, ma siamo un popolo che dimentica, ma marzo 2020 e aprile 2020, cioè nessuno girava per le strade. Certo. C'era un clima incredibile. Zero. Riuscivi a governare comunque l'amministrazione anche nei momenti in cui purtroppo per il Covid non riuscivi a uscire di casa, perché comunque era la normalità, no? Certo. E le difficoltà di fare ordinanze continue da parte dei sindaci era proprio dovuto al fatto che dal governo centrale non avevamo niente di certo. Non arrivavano notizie, per cui decidevamo noi penso che nessun sindaco nella storia abbia deciso e fatto le ordinanze che facemmo noi in quel periodo lì. Poi dopo ti arrivavano i DPCM alle 3 di notte, tra l'altro. Tu studiavi la mattina, decidevi se chiudere un chilometro, vero. se permettere alla gente di andare nei parchi, dovevi mandare i vigili urbani a chiudere. Adesso lo posso dire perché la bozza. Io mi ricorderò sempre si crescevano solo in bozze e DPCM. L'ultima riunione in presenza dei sindaci della Marca al Sant'Artemio, l'8 marzo, quindi il giorno della zona rossa. Doveva essere una riunione, era stata una riunione molto preoccupata, molto tesa sostanzialmente, e da lì poi si è innescata quella chat generale dei sindaci della Marca. Vi siete confrontati per settimane, per mesi, insomma questo va detto, questa è ma anche perché dovevano decidere se chiudere gli asili nido, ma lì poi c'era il discorso delle palestre anche in quella sede lì, che era proprio non sapevamo cosa fare. Anziani, gli asili nido, dovevano decidere cosa fare. È stato veramente un momento difficile. Diciamo, quindi dei passi in avanti sono stati fatti, però diciamo che in questo momento rischiamo un po' un caos generalizzato. Abbiamo raccontato oggi del turismo, siamo stati collegati con Cavallino Treporti, con Venezia, con Belluno, con Verona. Tutti ci hanno detto è un Ferragosto buono, per alcuni anche a livelli pre-Covid, quindi c'è fiducia, c'è ottimismo, però ci sono ancora tanti punti interrogativi, questo è innegabile. Sì, ma ricordiamo che anche il 2020, l'estate 2020 andò bene. Il problema vero è che la discriminante tra quest'anno e l'anno passato è che ci sono i vaccini, per cui ci aspettiamo che a settembre non succeda quello che è successo a settembre 2020, il vero banco di prova sarà lì poi. Però non mi hai fatto dire dal mio mezzo giovane, mezzo anziano. Giusto, ci siamo persi. Ecco, da questo osservatorio. No, secondo me è abbastanza semplice l'analisi. Il sessantenne, definiamolo così, il sessantenne, no, attenzione, no vax, non facciamo di tutta l'erba un fascio, probabilmente è arrivato già a una stabilità per la quale non ha tutti questi problemi, ecco, no? Il giovane invece ha due ordini di stimoli a vaccinarsi. Il primo è quello di vivere la propria giovinezza, perché ragazzi, se a me, non dico quanti anni fa, avessero detto, se al Della Pietra sedicenne avessero detto tu stai un anno in casa con tutte le restrizioni e non hai discoteche chiuse da febbraio dell'anno scorso, probabilmente il Della Pietra sedicenne avrebbe detto no, piano, facciamo tutto quello che posso fare pur di ritornare alla normalità. Era già iperattivo all'epoca. Sì, dai, abbastanza. All'epoca ero sicuramente un po' più discolo. Per quello che ne parlo. Poi c'è anche però la volontà di riprendere in mano tutta l'altra parte della vita, cioè un ragionamento un po' più profondo, perché anche il giovane si rende conto di quanto diceva prima Fabio, della crisi economica che stiamo vivendo, se ne rende conto perché lo vede all'interno della propria famiglia e magari lo paga anche sulla propria pelle. Noi a Spresiano abbiamo avuto una serie di nuove situazioni seguite dai servizi sociali che non abbia mai avuto
nella storia, non ci sia mai stata nella storia. Quindi una serie di nuove povertà, chiamiamole così, certo, e di nuovi disagi che, se vengono gestiti dall'interno e quindi dal giovane stesso, possono portare ad una facile guarigione, no? Certo. E a una ripartenza. Se presumono l'intervento da parte del comune, ecco che allora si crea una serie di difficoltà. Che la ripartenza, la retorica anche della ripartenza che c'è stata in questi mesi, la ripartenza non può prescindere dalle nuove generazioni. Assolutamente no. Allora facciamo così, ci sono altri temi che vorrei approfondire con voi, reddito di cittadinanza, sbarchi e quant'altro. Abbiamo 2 minuti di pubblicità e poi ritorniamo. Ancora in diretta con Fabio Chies, Marco Della Pietra, Viviana Moro, collegata via Skype. Abbiamo parlato di Green Pass, di questo strano Ferragosto, il secondo, no? Dall'inizio della pandemia, ma ci sono anche tanti altri temi, come quello dell'immigrazione, degli sbarchi. Ieri il segretario della Lega Salvini ha utilizzato nuovamente parole di fuoco che hanno aperto un varco all'interno della grossa coalizione che appunto supporta il governo. Ma sentiamo Salvini. Forse c'è soltanto un attimo, abbiamo le dichiarazioni di Salvini, ma comunque ecco, se non ce le abbiamo non importa. Salvini è ritornato sulla questione degli sbarchi, di questa estate di sbarchi, con termini molto forti. Ecco, mi dicono che è pronto. Salvini. Ma io dico, o l'Italia la cambiamo adesso o non la cambiamo più. Non è possibile che anche in queste ore stiano sbarcando migliaia di immigrati senza nessun controllo. Ne ho le palle piene di immigrati che sbarcano in Italia e poi vanno in giro a fare i comodi loro per andare a mangiarsi la pizza a campagna. Bisogna avere il Green Pass, mentre per sbarcare non c'è nessun limite, non c'è nessuna regola. Quando diciamo prima l'Italia, prima gli italiani, noi a questo pensiamo, soprattutto dopo 1 anno e mezzo di sofferenza, di paura, di morte, di chiusura, di coprifuoco. Quel poco che c'è va tenuto per i nostri anziani, per i nostri figli, per la nostra gente, non per chi sbarca domani mattina. Queste le parole di Salvini, che ha utilizzato quell'espressione colorita. Diciamo che i dissapori tra Salvini e il ministro Lamorgese ormai sono all'ordine del giorno. Forse si porrà anche un problema politico all'interno dell'esecutivo. Moro, questo tema dell'immigrazione è ritornato. La situazione è così grave come dice Salvini, e come va regolata in questa fase? La sua voce è quella di un'amministratrice locale, quindi? Tante domande. Allora, primo, rischia questo tema di creare una spaccatura, diciamo, nell'esecutivo? Beh, io ho già avuto modo di dire che queste uscite che ovviamente fa Salvini puntando un ministro dell'attuale compagine di governo mi lasciano un po' così perplessa, credo molti cittadini, per il semplice fatto che egli accusa praticamente se stesso, nella misura in cui mi risulta che pure il partito di Salvini, insomma, faccia parte di questo governo che definiamolo, diciamo, di unità nazionale. Per cui ecco, io credo che quasi tutti i temi, insomma, fondamentalmente siano legittimi, e non dico che questo non sia un problema e che in Italia non ci sia questo problema, però dico francamente che affrontarlo tuttora diciamo da Salvini in questo modo, ecco, lo trovo poco opportuno, ecco. Questo è il primo tema. Il secondo, beh, da amministratrice locale in questo momento il problema non si rileva sotto il profilo del numero di immigrati che possiamo avere nel nostro territorio. Insomma, io parlo per Roncade, però
credo che sia un ragionamento che insomma si possa tranquillamente fare anche per i comuni contermini. Certo è che secondo me si pone un altro problema che poi è venuto fuori nelle settimane scorse in maniera anche molto accentuata e importante, ovvero che è tutto il tema del caporalato, cioè tutto il tema di quel tipo di lavoro che sulle spalle di questo tema in realtà se ne fa un baffo e sfrutta delle persone in maniera insomma indegna per il nostro paese. Perché dico rileva ai fini di questo tema? Perché quando si parla di immigrazione, ecco, si intende sempre così, si butta lì sul piatto come se l'immigrazione fosse tutta uguale. Distinguere, ok, anche il tipo di immigrazione che c'è nel nostro paese è fondamentale perché ti aiuta a dare delle risposte. Faccio un esempio, noi non siamo in assoluto il paese col più alto numero di migranti in Europa, siamo più o meno il 15° posto. Allora questo vuol dire che non è un problema solo nostro, ok? È anche un problema di altre nazioni, quale per esempio la Germania. Qual è la differenza? Che la Germania, ok, che fa anche un censimento serio e puntuale, rispetto ai lavoratori, ok, che ha deciso, perché in qualche modo è stata fatta una sorta di, diciamo che sappiamo che la Germania ha più rifugiati politici rispetto a noi, certo, e ha collocato nelle sue aziende le tipologie di professionalità arrivate con quello che serviva loro nel mercato del lavoro. Ora non è una questione di cinismo, però credo che un tema tanto vario, importante e difficile, non nascondiamocelo, perché se sinora non è ancora stato risolto e tutti questi anni che ne parliamo vuol dire che forse ecco, non è così semplice, però continuare a trattarlo in questo modo ecco, lo trovo poco utile al fine della ricerca della soluzione, anche perché ricordo che negli anni passati c'era stato un ulteriore problema, cioè nel momento in cui si tengono fermi per tanti anni anche le procedure, insomma per tanti mesi, le procedure di riconoscimento per esempio dell'asilo politico piuttosto che il non riconoscimento e la questione dei rimpatri, avere tante persone sul nostro territorio che tu non sai chi sono, quanti sono, dove sono, ecco questo sì aiuta, ok, il mercato illegale, il lavoro in nero e di certo è un problema per le amministrazioni locali, perché lì sì si pone un tema di sicurezza. I temi sono assolutamente collegati, tra l'altro all'inizio di questa diretta abbiamo parlato con il presidente del parco turistico di Cavallino Tre Porti che ha sottolineato l'assenza di manodopera e nel turismo quest'estate c'è da dire che molta manodopera straniera sta compensando anche delle mancanze che ci sono state da parte italiana, quindi veramente il fenomeno è complesso. Giorgia Meloni della Pietra nei giorni scorsi ha chiesto il blocco navale a livello europeo, quindi che l'Europa intervenga con un blocco navale, dice, è l'unica soluzione. Allora, sicuramente quanto detto da Viviane è vero che ci sono paesi che sono più strutturati di noi, ma questo perché hanno fatto una politica negli anni che gli ha permesso di esserlo. Non è che siamo partiti alla pari, ecco, da questo punto di vista, nel senso che spiace, ma i vari governi che si sono susseguiti non sono riusciti tutti l'hanno messo come prioritario magari nei programmi e poi dopo non si è fatto. In concreto si è fatto poco, ecco. Non è giusto dire che non si sia fatto nulla perché non sarebbe vero. È chiaro che il problema è più grande di noi e quindi dovrebbe essere gestito a livello europeo. Noi continuiamo a lasciare che gli stati, cioè l'Europa continua a lasciare che ogni stato si arrangi da questo punto di vista. Ecco, io credo che questo sia sbagliato. Poi che sia il blocco o meno, io non lo so perché ahimè sono un povero sindaco di campagna, però non sono in campagna elettorale a differenza di Fabio e quindi magari ecco, certi argomenti preferisco non trattarli con superficialità e non li conosco a fondo. Ecco. Credo che però nel momento in cui ci si fregia a volte di essere cittadini europei, ecco, dovremmo magari chiedere qualcosina all'Europa da questo punto di vista. La gestione dell'immigrazione è lasciata ai singoli stati, non dovrebbe essere così, questo mi permetto di dire.
Chies, Salvini su questo tema sta facendo campagna elettorale visto che ci sono delle elezioni amministrative in vista, è un problema reale di immigrazione, di immigrati clandestini, si è parlato anche appunto a Conegliano, in certe aree della città anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, come la vede? Il problema dell'immigrazione è un problema serio che va affrontato in maniera importante. Abbiamo detto che è un tema sul quale l'Europa ha fallito completamente, questo dobbiamo dirci in maniera chiara. L'Europa avrebbe dovuto gestire e non ha gestito nulla, ha lasciato i singoli stati alla mercé di quello che stava succedendo. Tra l'altro l'Italia è un paese nel quale non si arriva solo tramite i barconi, ma anche via terra la situazione sta peggiorando e purtroppo non siamo in grado di accogliere queste persone, anzi, come si diceva prima, poi ci troviamo col tema del caporalato, ci troviamo con persone che arrivano in Italia, non trovano lavoro anche in un momento di crisi congiunturale, per cui si trovano ad essere sottopagati, ad essere ridotti in situazioni di semischiavitù, e questo non è accettabile per un paese moderno e democratico come il nostro. Bisogna riportare tutto a una situazione di assoluta regolarità. Noi non siamo in grado oggi di gestire questo, per cui va in maniera chiara, incisiva, portato in Europa questo argomento e risolto lì, perché altrimenti ci ritroveremo a parlarne per anni e anni come stiamo facendo, cioè una decina d'anni che stiamo parlando di questo argomento e non abbiamo fatto un passo avanti, e non lo faremo mai fino a quando non ci renderemo conto che è una situazione che l'Italia non è in grado di risolvere da sola. Per cui Salvini fa il suo sicuramente, ha un elettorato che su questo è molto più sensibile di altri elettorati, però ripeto, i problemi non si risolvono solo in questo modo qui. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le persone che delinquano ci sia la certezza della pena, vengano portate in galera, perché non è possibile che persone possano permettersi di compiere atti di un certo tipo e il giorno dopo essere nuovamente fuori, perché questo è anche per le forze dell'ordine qualcosa di assolutamente disincentivante, perché le forze dell'ordine, che tra l'altro fanno un lavoro egregio sul territorio, si ritrovano che questo lavoro spesso viene vanificato dal fatto che la certezza della pena non c'è, e d'altro canto, ripeto, uno Stato nazionale come il nostro ha già dimostrato di non essere in grado da solo di poter far fronte a chilometri, centinaia di chilometri di coste che purtroppo non siamo in grado di presidiare. C'è l'ipotesi blocco navale, però dobbiamo essere in grado di farlo e farlo in maniera seria quando lo vai a fare. Questo potrebbe essere sicuramente un modo come un altro per porre al centro dell'attenzione di un dibattito europeo il problema dell'immigrazione clandestina. Cioè, quando tu fai un blocco navale di un certo tipo, lo fai non solamente per vietare in quel momento l'arrivo dei migranti, ma lo fai soprattutto per far capire a altri stati che non vogliono rendersene conto che il problema è un problema serio. Allora, vi devo dare una brutta notizia, perché è morta la bambina di 9 anni che questa mattina è rimasta coinvolta in un frontale tra due auto a Lugignano di Casale sul Sile. Me lo conferma la collega Lina Paronetto, che era sul posto, quindi questa è la situazione, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca con esito mortale. Questo frontale quindi che si è registrato in via Nuova Trevigiana verso le 9 di questa mattina. Sul posto si sono portati i sanitari, il cafoncello dista veramente pochissimi chilometri da Lugignano, ovviamente le ambulanze, i vigili del fuoco che hanno aiutato gli operatori a estrarre le donne dalle lamiere, e poi la polizia stradale e anche la polizia locale. L'ennesimo incidente in terra di Marca, e si pone il problema della sicurezza stradale. Tra l'altro pochi minuti fa mi è arrivato un messaggio, è stato nostro ospite poco tempo fa da parte di Andrea Dan, presidente dell'associazione Manuela, che si occupa di sicurezza stradale, e chiede cosa possono fare i sindaci, cosa devono fare i sindaci su questo fronte, perché il tema della sicurezza stradale è basilare. Ne abbiamo parlato prima anche con i presidenti delle province. Chies? Poi guardi, io non voglio parlare tra l'altro di un incidente che purtroppo non conosco, il massimo cordoglio alla famiglia, a tutti coloro che erano vicini alla bimba. Il problema vero è che è un problema di educazione stradale da insegnare ai ragazzi. Ci diceva la polizia stradale, e lo ricordo sempre, che quando guidi un'auto hai un'arma in mano, c'è un'arma che è in grado purtroppo di uccidere delle persone, e o ci rendiamo conto
che le strade sono quelle che sono, possiamo metterci sicuramente la massima buona volontà come amministrazioni locali, provinciali, regionali e nazionali per migliorarle, ma soprattutto dobbiamo renderci conto che quando si guida in macchina bisogna andare piano, rispettare tutti quelli che sono i segnali stradali e soprattutto non fare altro se non guidare, perché siamo talmente occupati nel telefonare, nel toccare la radio, nel fare altre cose, che purtroppo anche non ci rendiamo conto di qual è il pericolo. Se tutti rispettassimo il codice della strada alla lettera, si ridurrebbero gli incidenti in maniera incredibile. Moro, 20 secondi, il tema è di educazione e il tema deve entrare nelle scuole. Sì, assolutamente, peraltro ne parlavo anche questa mattina perché conosco una persona che è stata in prima linea nella campagna che era stata promossa anni fa dalla provincia di Treviso, proprio di sensibilizzazione e di educazione stradale, ed era stata fatta con un massiccio impegno sia sotto il punto di vista dei progetti che anche economico. Ecco, sicuramente questo aiuta, è evidente che anche io non mi sento di commentare un incidente che ovviamente non conosco, e sono sempre notizie che assolutamente, spiazzano. E ogni storia purtroppo è a sé, ogni dramma. Sindaco della Pietra, abbiamo parlato più volte io e lei di sicurezza stradale anche con la signora Romina Ceccato, che invece è presidente dell'associazione Alba, è la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli, no? Morti 2 anni fa sulla Jesolana. Il tema è sempre molto complesso e doloroso. Sì, è difficile poi parlarne dopo la notizia che è appena arrivata. Credo che sia forse anche un po' fuori luogo. Ecco, bisognerebbe magari sedersi, respirare un attimo e pensare a cosa si rischia, appunto, e a cosa facciamo rischiare ogni volta che magari rispondiamo al telefono o mandiamo un messaggino mentre stiamo guidando. L'80% mi pare degli incidenti stradali sono dovuti a distrazione. Assolutamente. Credo che non serva a dire ogni storia a sé, però no, ma una bambina di 9 anni, ragazzi, l'escalation di incidenti che si è registrata in questo periodo nella Marca, in Veneto, è davvero impressionante, e ce lo dicono anche i dati che arrivano dalle terapie intensive, quindi ci sono vari fattori che probabilmente stanno incidendo su questo fenomeno. Io vi ringrazio davvero, grazie a Vivian Moro, collegata da Roncade, assessore all'istruzione, grazie Moro, grazie Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, grazie d'Italia, grazie Fabio Chies, candidato sindaco a Conegliano in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. Ovviamente tutti gli aggiornamenti di cronaca a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. È davvero tutto, saluto e ringrazio dalla regia Italo Morao e Andrea Basso, saluto e ringrazio tutti voi come sempre per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.